Focus TG di lunedì 21 febbraio, ben ritrovati a tutti voi telespettatori all'appuntamento fisso, quotidiano con l'informazione del Veneto dal Veneto. Oggi un'edizione particolare, un'edizione speciale, quella di Focus TG che andrà a celebrare, a ricordare i 2 anni di pandemia, il 21 febbraio del 2020, la sera del 21 febbraio del 2020, l'Italia ha cominciato la conta dei suoi morti. Noi ci collegheremo in diretta da Vo, dove tutto è cominciato, dove insomma la storia ha consegnato alla città ai piedi dei Colli Euganei un ruolo ingrato e utile. Vo è diventato il primo vero laboratorio di tutto il paese. Lì sono stati svolti i primi screening di massa. Ebbene, noi torneremo oggi, fra pochissimo, fra pochi minuti, in diretta proprio in quei luoghi con la nostra collega Chiara Gaiani per assistere a una cerimonia commemorativa, per raccogliere anche le voci di chi c'era, di chi ha visto, di chi ha sofferto, di chi in questi 2 anni ha combattuto questo nemico invisibile che ha creato morte, terrore, che adesso insomma fortunatamente la scienza e la resilienza di tutti noi ci sta permettendo di vincere, speriamo, definitivamente. Ma poi alle 12:30 altro appuntamento imperdibile, sempre in diretta con noi, perché ci sarà il punto stampa del governatore Luca Zaia. Quindi insomma un'edizione di Focus che insomma vi racconterà tanto e sarà tutta come sempre in diretta fino alle 13:30. Noi fra poco cederemo la linea alla nostra collega Chiara Gaiani da Vo. Intanto piccola pausa pubblicitaria, preparatevi, restate con noi, torniamo subito. Focus TG, siamo in diretta, sono le 11:52 e da pochi secondi la nostra collega Chiara Gaiani ha proprio iniziato a raccogliere le voci da Vo per raccontare questo anniversario. Noi l'ascoltiamo, ci diamo subito la linea a Chiara Gaiani. Non solo mio fratello, io dico sempre mio fratello dall'alto là ci guarda e ci dà una mano, ci mette una mano in testa. Grazie signora Graziella, la lasciamo che ci sono altri colleghi che la devono incontrare, intervistare. Qui è quasi tutto pronto, come potete vedere. Adesso con il collega Cristian Roccagliendi vi facciamo vedere proprio l'ulivo di cui parlava la signora Graziella. Facciamo 2 passi e lo vedremo, perché il 21 febbraio è una giornata particolare per la città di Vo, questo comune, lo vedete alle mie spalle. Siamo in una zona in cui si vedono benissimo i colli, poco più di 3.000 abitanti. Tengo ancora la mascherina in questo momento perché per l'intervista mi sono avvicinata e quindi l'ho indossata. Adesso, se ci sono le condizioni, vedrò di riuscire anche a toglierla, sempre con l'aiuto del collega. Ecco, questo ulivo, dicevamo, facciamo proprio 2 passi insieme, è stato piantato l'anno scorso. L'anno scorso, qualcuno di voi sicuramente lo ricorderà, il 21 febbraio era una giornata festiva, era proprio domenica, una domenica che è stata di sole, perché febbraio è questo mese, no? Che un po' ci fa assaporare anche l'odore, l'ebbrezza della primavera, e questo ulivo è stato piantato proprio a ricordo di tutte le vittime del Covid-19, non solo di Adriano Trevisan, che come avete sentito dalle parole commosse della sorella di Graziella si è spento proprio il 21 febbraio 2022, ma anche, ne ricordiamo un'altra, Renato Turetta. Era ricoverato anche lui, sempre di Vo. Renato Turetta di anni ne aveva 67. È morto circa un mese dopo Adriano Trevisan, l'amico con cui giocava a carte al bar. Nessuno di loro due era mai stato in Cina. I medici continuavano a chiedere queste 2 polmoniti strane, fino a che un medico piuttosto giovane, un infettivologo dell'ospedale di Schiavonia, Jacopo Monticelli, non decide di fare a entrambi il tampone per il Covid-19. Il risultato di quel tampone, i primi 2 tamponi positivi,
è stato quella bomba. Penso che ci sono delle giornate nelle nostre vite in cui noi tutti ci ricordiamo esattamente dove eravamo e che cosa stavamo facendo. Una di queste giornate per me era l'11 settembre del 2001. Ecco, una delle altre giornate della mia vita in cui mi ricorderò sempre dov'ero e che cosa stavo facendo è sicuramente venerdì 21 febbraio 2020. Ero in redazione quando è arrivata come una bomba. Ci sono i primi 2 positivi in Veneto al Covid-19, sono 2 anziani di Vo, erano loro, erano Adriano Trevisan ed era Renato Turetta. Che cosa accadrà qui adesso? Mancano pochi minuti a mezzogiorno, se il collega mi aiuta vi facciamo vedere come gli alpini si stanno preparando, c'è la protezione civile. È presente un semplice mazzo di fiori in cui si ricordano appunto tutte le vittime del coronavirus. Il sindaco, aiutato dagli alpini, tra l'altro anche Adriano Trevisan e Renato Turetta erano degli alpini, insieme ai familiari delle vittime. Mi pare forse di vedere la figlia di Adriano Trevisan, Vanessa. Vedete che il sindaco in questo momento, Giuliano Martini, sta indossando la fascia tricolore, indossa rigorosamente la mascherina FFP2. Accanto al sindaco si stanno appunto ponendo gli alpini che stanno così salutando in maniera calorosa, perché comunque è un piccolo comune, sono 3.300 persone. Vanessa Trevisan, sì, la sto riconoscendo, direi proprio che è Vanessa Trevisan accanto al gruppo degli alpini. Ecco, faranno una sorta di piccolo percorso fino ad arrivare proprio all'Ulivo e si posizioneranno davanti. Io direi che con il collega potremmo forse addirittura attraversare questa rotatoria e posizionarci davanti alla rotonda, anche perché c'è una frase bellissima che durante questa diretta, insomma, io spero di riuscire a leggere insieme con voi, che ricorda proprio non solo Adriano, non solo Renato Turetta, tutte le vittime di questa terribile pandemia che è piombata sulle nostre vite appunto a febbraio del 2020. Ecco, forse riusciamo velocemente ad avvicinarci per leggere questa frase prima che inizi tutto. La frase, come vi stavo dicendo, la leggo velocemente, è una frase di Ugo Foscolo, probabilmente tratta dai Sepolcri. Un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda, in memoria di tutte le vittime della pandemia da virus SARS-CoV-2, Covid-19. Ecco, allora si stanno radunando, si stanno preparando, si stanno radunando, come vi dicevo, il sindaco Giuliano Martini con gli alpini, con la protezione civile, con i familiari delle vittime. Percorrerà questi pochi metri che separano il posto in cui si sono appunto radunati da questa rotonda che si trova sulla provinciale che conduce a Este, dove è stato piantato esattamente un anno fa questo ulivo di cui appunto vi abbiamo appena letto la targa a ricordo di tutte le vittime della pandemia, non solo delle vittime di Vo ma anche di tutte le vittime della pandemia italiana, finché aspettiamo i pochi minuti che ci separano dall'inizio di questa breve cerimonia. Io vi ricordo che cosa è accaduto qui. Il 21 febbraio 2020 arriva la notizia dei primi 2 positivi, ricorderete viene chiuso l'ospedale di Schiavonia, tutte le persone all'interno vengono sottoposte a tampone. Nel frattempo le autorità iniziano a coordinarsi per creare un cordone sanitario proprio all'interno del comune di Vo. Questo cordone sanitario, la notizia dell'avvio di questo cordone si rimpalla di fatto di alcuni giorni e verrà posto il 24 febbraio del 2020, cioè il lunedì successivo. 8 varchi di accesso al comune di Vo, uno anche su questa strada che va verso est, uno dall'altra parte della strada, quello proprio che porta verso la provincia di Padova.
tra l'altro a Vo si trova ai confini tra le province di Padova e di Vicenza. Tutte le persone che sono all'interno non possono uscire se non con un'autorizzazione firmata dal prefetto, nessuno può entrare se non con questa stessa autorizzazione. Ai varchi le forze dell'ordine che controllano l'ingresso e l'uscita, questo per 15 giorni, dal 24 febbraio del 2020 all'8 marzo del 2020, quando qui hanno festeggiato. Nel frattempo all'interno del comune inizia questa vasta operazione di tamponi, tutte le persone si sottopongono al tampone per individuare altri possibili contagiati dal virus. Ho parlato pochi giorni fa con la figlia di Renato Turetta, Manuela, lei viveva in casa con i suoi genitori, la mamma fu contagiata all'epoca, la figlia Manuela no, quindi alcune famiglie proprio letteralmente si dividono. Tra l'altro lei mi ha raccontato come quella stessa sera ricevuta la telefonata dall'ospedale della positività del padre, poi erano state prelevate e portate in ospedale a Padova per essere sottoposte a tamponi. Inizia proprio la ricerca del possibile contagio in quello che diventerà davvero un laboratorio per capire come si trasmette il virus. Ricordiamo che poi la popolazione di Vo è stata sottoposta ad altri 3 giri di tamponi, tutti dai più grandi ai più piccoli. Ricordiamo le immagini dei bambini che si sottoponevano al test, magari alcuni impauriti, altri no, accompagnati dai genitori. E poi per tutti anche l'esame sierologico. Diciamo che se si conosce qualcosa di più su come si sta trasmettendo questo virus a 2 anni di distanza e grazie alla scienza, se siamo qui e se veramente questa quarta ondata della pandemia con i numeri di contagi che abbiamo visto anche nella regione Veneto è stata superata senza il numero di vittime a cui abbiamo assistito in questi 2 lunghi anni, si deve in parte anche alla popolazione di Vo, che da piccolo paese è passato alla ribalta davvero internazionale. Io ricordo che il sindaco qualche mese dopo, eravamo nell'estate del 2020, mi fece vedere addirittura dei siti online giapponesi in cui veniva raccontata la storia di Vo. Vo, paese conosciuto per il suo buonissimo vino e anche per la trachite, che è il marmo di questi colli, venne noto in tutto il mondo per essere tra i primi paesi ad essere sottoposto a diventare zona rossa d'Italia, qui e poi ovviamente nella zona di Codogno in Lombardia. Ecco, vediamo se nel frattempo si sta preparando. No, non si sta ancora muovendo nulla. Vediamo che il sindaco però sta parlando, quindi insomma dovremmo quasi esserci per questo piccolo momento di celebrazione e di ricordo. A questo momento doveva essere presente anche il microbiologo, il primo che appunto iniziò tutta la serie di tamponi a Vo Euganeo, cioè parliamo del microbiologo dell'Università di Padova, di Andrea Crisanti. Il sindaco ci ha detto che purtroppo per altri impegni non potrà essere presente. Ecco, però si sta muovendo qualcosa, quindi io adesso davvero lascerei spazio alle immagini più che alle mie parole. Per suggerire questo momento importante, anche questo discorso che ci sta facendo il massimo
Non lo vedo, a parte con i piedi, del silenzio che era suonato, lasciamo parlare un attimo. Vai avanti un po'. Riesci a pesarlo lì? Lo appoggialo lì. Bene, buongiorno a tutti e benvenuti. Sono passati 2 anni da quando il 2 febbraio 2020 una telefonata nel tardo pomeriggio mi era gelato il sangue. Era il direttore generale dell'ULSS Euganea che mi avvisava che 2 persone di Vo, Renato Turetta e Diano Trevisan, erano ricoverate. Purtroppo poche ore dopo veniva a mancare Adriano Trevisan e qualche settimana dopo Renato Turetta. La prima persona persa, deceduta a causa del Covid, era un cittadino di Vo, un padre di famiglia, una persona che conoscevamo e che conoscevo molto bene, assieme a un'altra persona, Renato Turetta, grande amico, scomparso. Se fossero qui oggi avrebbero capito che sono stati fatti molti progressi da allora. In 2 anni il 90% della popolazione è vaccinata e difficilmente avrebbero perso la vita se avessimo saputo quello che invece noi adesso sappiamo. Dopo 2 anni la nostra vita è cambiata, le nostre abitudini sono cambiate. Sono stati fatti sforzi importanti sia come comune, e ricordiamo a tutti che impegno con l'Università di Padova e con l'ULSS Euganea per le 3 serie di tamponi e lo screening portato avanti dalla Regione Veneto, dal professor Chisanti con l'aiuto del professor Meridiano della Croce Rossa e di molti altri volontari, ha insegnato, ha aperto la strada per imparare a conoscere come si comporta questo virus. Il nostro sacrificio in quelle 2 settimane, soprattutto nelle 2 settimane di lockdown in cui eravamo chiusi nel nostro territorio e abbiamo dovuto reinventare cosa significa, cos'è il lockdown, e reinventare tutte le modalità operative per poter affrontare un domani, ha fatto scuola in quanto direi che qui si è sperimentato per prima in una piccola comunità tutto quello che bisogna sapere, imparare, organizzare per mantenere vive le scuole, per mantenere vive le attività, tutte le attività che ci danno da vivere. Sono passati 2 anni in cui abbiamo sofferto, abbiamo lottato, abbiamo imparato e continuiamo a imparare. Quello che è importante però è la memoria di quelle persone che sono andate avanti, che abbiamo perso a causa di questo virus. La memoria non solo dei cittadini di Vo, ma di tutti i cittadini d'Italia e anche a livello mondiale. Ricordiamoci sempre di loro, ricordiamoci che i sacrifici che abbiamo compiuto in questi anni devono legarsi al ricordo di queste persone che, ripeto, se potrebbero essere ancora con noi se solo avessimo saputo qualcosa di più nei confronti di questo virus. Perciò invito comunque le comunità scientifiche a continuare con le ricerche e a fare in modo di dare sempre una risposta a queste nostre emergenze. Non posso che ringraziare chi in questi anni ci ha seguito e ripeto, dalla Regione Veneto al gruppo Alpini Teolavò, dall'assessore provinciale alla protezione civile, all'Università di Padova, al professor Chisanti e al professor Meridiano, a tutti i cittadini volontari e non ultimo anche tutti i cittadini, anzi non da ultimo ma per primi tutti i cittadini che così coraggiosamente hanno ascoltato questa richiesta di affrontare con una buona forza di volontà i tamponi che sono stati fatti.
Bene. Grazie. Allora adesso un minuto di silenzio. Tutti attenti. Riposo. Don Liviano, prego. Padre misericordioso, fonte della vita, custode della dignità di ogni persona, aiutaci a testimoniare la tua predilezione e sentici vicini con la solidarietà umana e fraterna a chi è colpito da ogni sofferenza e da questa triste pandemia che sta creando disagi nella nostra comunità e nel mondo intero. Accompagna tutti i malati e insegnaci a scoprire il tuo volto in ognuno di loro. Sostieni sempre medici, infermieri, sanitari e curanti che seguono con amore i malati per alleviare il loro dolore e la loro solitudine. Conforta coloro che sono in lutto per la perdita dei loro cari, in particolare familiari, parenti e amici. Rimani accanto a noi e assistici nella nostra debolezza e vulnerabilità. Tienici lontani da ogni rischio e di pericolosa epidemia. Dona a coloro che ci hanno lasciato il dolce incontro con te nella beata eternità. Eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, i parenti delle vittime del Covid. Ecco, il sindaco sta anche invitando i parenti delle vittime del coronavirus, un piccolo gruppo che si era radunato proprio all'esterno di questa cerchia. Manuela Turetta. Mascherina, puoi parlare anche se. Sono stati 2 anni abbastanza difficili. Sono stati 2 anni abbastanza difficili. E il mio ringraziamento va alla comunità Tivò in tutti i casi, al nostro sindaco e a tutti i medici che hanno fatto tanto e continuano a fare comunque tanto per tutti i pazienti. Se non avessimo avuto loro saremmo ancora diciamo all'inizio. Per fortuna siamo andati avanti anche con la scienza e speriamo che tutto questo finisca. Insomma, siamo qua a ricordare appunto l'inizio della nostra guerra, diciamo, il secondo anno, ecco, e sperando appunto che un giorno finisca, perché siamo ancora un po' così, ecco. E ringrazio anch'io sempre comunque i medici e i vaccini soprattutto, perché mio marito sarebbe ancora qua se ci fossero stati i vaccini. Ecco, grazie a tutti. Vanessa, prego. Ecco, abbiamo anche Vanessa Trevisan, che è la figlia di Adriano, che si avvicina. Sta avvicinando
Che cosa dire? Come più volte abbiamo detto, non vogliamo rilasciare interviste, condividiamo il dolore di tutti, di tutto quello che è successo, sappiamo benissimo cosa abbiamo provato noi e quindi di conseguenza che cosa hanno provato tutti quelli che hanno avuto purtroppo delle vittime dovute a questa malattia, questo Covid o Corona come si era chiamato a suo tempo. Io ringrazio voi, so che è il vostro lavoro, so che sicuramente non apprezzate questa nostra scelta, però questa è una scelta nostra. Noi vogliamo bene a mio papà e questo è il nostro modo di dimostrarlo. Grazie a tutti, parlo a nome mio e anche a nome della mia famiglia che è qui. Grazie. Grazie a tutti. Ecco, questa breve cerimonia si avvia verso la conclusione. Tutti attenti! Riposo! Bene, grazie a tutti, grazie della vostra presenza, grazie Nolediano, grazie Vanessa, grazie ai parenti delle vittime. Speriamo che questo momento di raccoglimento serva per darci ancora più speranza nel futuro e guardare avanti, sperando che le vittime che sono morte a causa Covid diano un ulteriore impulso, insomma non siano morte per nulla, ma siano morte per stimolare la scienza a darsi ulteriori risposte e a creare nuovi orizzonti con nuove ricerche, soprattutto nel campo del vaccino, per il quale a mio avviso c'è ancora molto da fare. Sindaco, l'Ulivo è in gran forma, mi pare di vedere, cosa dice? L'Ulivo è in gran forma, questa è stata una messa a dimora da parte del Lions Club di Montagnana che ha voluto regalarci lo scorso anno questo ulivo ed è stato un regalo veramente apprezzato dalla comunità, perché abbiamo trovato una posizione e un riferimento anche con la nostra mente. Quando passiamo qui davanti sappiamo che cos'è, sappiamo che serve per ricordare i nostri cari che non ci sono più. Direi anche non solo le persone che sono morte a causa Covid, ma anche le persone che non ci sono più. Quindi un segnale, un segno di sensibilità, uno dei tanti segni di sensibilità nei confronti del nostro piccolo comune, sì, che ci fa pensare, ecco, e ci fa ricordare. La memoria deve essere sempre stimolata, perché pensare ai sacrifici che sono stati fatti e che anche soprattutto le famiglie, soprattutto che in questo periodo hanno avuto delle perdite dovute al Covid, quanto hanno sofferto. Ecco, ricordiamo anche quanto hanno sofferto le famiglie, i familiari delle persone che sono scomparse per il Covid. Questo dovrebbe farci pensare, magari a volte renderci più partecipi anche alle scelte strategiche, alle scelte e anche al volontariato, a tutto quello che può servire nel mondo civile per farci andare avanti a testa alta. E ricordiamo i volontari della Croce Rossa, della Croce Verde, di tutte quelle
queste associazioni che vivono facendo del bene. E ricordiamo i nostri alpini che sono stati indispensabili per più di 6 mesi per portare le rate alimentari a casa delle persone che ne hanno bisogno, per confezionare mascherine, per distribuire generi di qualsiasi genere se fosse bisogno. Ricordiamoci questo, passando davanti a questo ulivo dovremo anche far presente a tutta la macchina di solidarietà che si è creata per questo piccolo comune e che ringrazieremo sempre per quello che hanno fatto, perché senza di loro sicuramente le cose non sarebbero finite così. Ricordiamoli, perché loro ci hanno dato una mano importante e noi dobbiamo essere riconoscenti a vita. Ringraziamo il sindaco Giuliano Martini, adesso lo lasciamo, vedete è diventato un piccolo comune ma è quasi un po' caput mundi oggi. Sto cercando di farmi largo insieme al collega, perché davvero ci sono molti colleghi giornalisti, molti colleghi operatori di ripresa, avete visto anche i fotografi, è stato però un momento davvero molto emozionante. Io direi che possiamo anche quasi restituirvi la linea sottolineando una cosa che mi ha toccato particolarmente il cuore, e cioè le mani tremanti dell'alpino che suonava il silenzio. Era un po' anche il nostro cuore tremava con loro. Immagini, testimonianze toccanti, quelle che ci ha raccontato, quelle che ci ha proposto la nostra collega Chiara Gaiani in diretta da Vo per questa cerimonia commemorativa. Ebbene, fra poco noi daremo la linea al governatore Luca Zaia per il suo consueto punto stampa, per fare un attimo il punto della situazione legata all'evolversi dell'epidemia, però non possiamo non fare una piccola riflessione tutti noi su quello che abbiamo appena visto, su quello che abbiamo appena ascoltato. È stato un tuffo nel passato, sebbene un passato recente, un passato di 2 anni fa, un modo per non dimenticare, un modo anche per capire, aiutarci a capire meglio il presente. Di strada ne abbiamo fatta tanta, è innegabile, guardandoci alle spalle non è stato sicuramente un cammino lineare, ci sono state delle curve, ci sono state delle sbandate, però è innegabile che grazie alla scienza, grazie alla resilienza, grazie alla responsabilità di tanti, grazie all'impegno, all'abnegazione dei medici, del personale sociosanitario, grazie al rispetto delle regole, siamo arrivati a un punto in cui guardare avanti diventa sicuramente più facile, in cui la serenità è una condizione dell'anima che iniziamo a sentire di nuovo nostra. Ebbene, adesso 2 minuti di pubblicità, torniamo subito perché alle 12:30 lasceremo spazio al governatore Luca Zaia. A fra poco. (12:26), ben ritrovati a Focus TG. Fino a pochi istanti fa eravamo collegati in diretta da Vo per rivivere le emozioni, per commemorare questo anniversario di 2 anni di Covid, con la prima vittima proprio del 21 febbraio 2020 che perse la vita a Vo. La nostra collega Chiara Gaiani ci ha raccontato tutto, ci ha accompagnato nel vivere in diretta le emozioni, le sensazioni forti di una pagina della nostra storia legata certamente alla tragicità di questa pandemia, ma anche alla voglia, al desiderio di riscatto, di ripartenza. E a proposito di ripartenza, a proposito di ritorno alla normalità, mentre aspettiamo di collegarci in diretta con Marghera, con il governatore Luca Zaia, dicevamo, a proposito di normalità, il presidente di ASCOM, ci spostiamo adesso nel Trevigiano, chiede appunto a gran voce di voltare pagina. Serve tornare a
quella quotidianità, a quell'atmosfera, a quelle sensazioni pre-pandemia. Vediamo. Era giusto ieri spingere sul Green Pass, è giusto oggi chiedere che velocemente si torni alla normalità senza più questo condizionamento, perché così come velocemente noi ci siamo trovati in una situazione di difficoltà, così altrettanto velocemente oggi ne stiamo uscendo. Voluto dal mondo del commercio come forma di tutela di clienti e lavoratori, il Green Pass per il presidente di Ascom Confcommercio Treviso ora può essere eliminato, considerato unico strumento superato in un momento in cui è necessario ritornare il più velocemente alla normalità. Siamo stati troppo lenti a chiudere quando c'era il momento di chiudere, durante la prima e la seconda ondata. Siamo oggi troppo lenti a riaprire con la terza e con la quarta. Ecco perché io dico che bisogna tornare velocemente a questo, perché è la cura di cui oggi c'è bisogno. Se il terziario veneto ha dato grande prova di stabilità, la pandemia ora rischia di diventare sociale. Per Capraro servono politiche di aiuti non solo in un'ottica di rigenerazione urbana, ma soprattutto di sostegno alle famiglie e alla natalità. Un'analisi che trova il pieno sostegno del segretario della CGIL, Mauro Visentin. Circa 20.000 assunzioni in più sul 2020. Il dato che grida vendetta è il dato legato alle assunzioni a tempo indeterminato, che è un dato che su 100 non arriva neanche poco più del 17%, per cui ancora una incapacità di costruire prospettiva per i lavoratori. Delle 92.315 assunzioni del 2021, solo 15.800 sono contratti a tempo indeterminato. L'industria incassa 21.625 assunzioni, i servizi 59.160. Dal lavoro sui codici Ateco alla definizione dei primi protocolli per la sicurezza nei luoghi di lavoro, la pandemia ha creato nuove forme di collaborazione tra il sindacato, le aziende e le prefetture, rivelando però fin da subito nel precariato l'anello debole della nostra economia. E mentre c'è movimento a Marghera, nella sala della conferenza stampa, in cui fra poco il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione, dicevamo, abbiamo ascoltato l'Ascom, abbiamo cercato di anche capire meglio quelle che sono le necessità e anche le possibili soluzioni per tornare alla normalità che tanto ci manca. Adesso ascoltiamo la voce della CISL, perché non c'è solo il problema legato al Covid, il problema legato alla pandemia, il problema legato alla crisi economica, ma il fardello del caro bollette sta mettendo in ginocchio tanti settori della nostra economia. Vediamo. Stangata caro energia per le imprese, il timore che si ripercuota sulle sorti dei lavoratori del territorio è l'allarme lanciato dalla CISL vicentina. Preoccupazione enorme, noi abbiamo dei dati che ci dicono che imprese hanno più che raddoppiato il costo dell'energia. Non so se tutti lo sanno, ma le nostre imprese, moltissime delle nostre imprese mangiano, consumano tantissima energia per produrre il prodotto. Non parlo solo delle acciaierie, ma è un caso ormai alla ribalta nazionale anche il tema della ceramica, no? Importante comunque per un tessuto di qualche decina di migliaia tra operatori e indotto, qualche decina di migliaia di persone che lavorano nel settore. Ecco, siamo molto tesi perché le previsioni sono che comunque non cali nel breve il costo dell'energia e c'è bisogno assolutamente di rifrancare imprese, perché altrimenti noi che rappresentiamo i lavoratori temiamo per il futuro del lavoro nel territorio. Governo al lavoro per calmierare l'impatto dei rincari sul tessuto imprenditoriale, ma i sostegni non bastano, tuona il sindacato, che sottolinea la mancanza nel paese di una politica energetica chiara e lungimirante. Noi crediamo due cose. Uno, che bisogna lavorare immediatamente per concedere dei sostegni al mondo d'impresa e alle famiglie che sono fortemente colpite, con i redditi medi e medi bassi, che sono fortemente colpiti da questo aumento. Due, però, non serve a niente tappare una falla se non risolviamo il problema. Il problema che noi abbiamo nel Paese è che non abbiamo una politica energetica chiara e definita. Dobbiamo una volta per tutte fare i conti di benefici e prezzi da pagare su ogni scelta che si fa.
fa, perché qualsiasi scelta che riguarda la produzione di energia ha un pro e un contro, dobbiamo metterli sul piatto e come paese fare una scelta chiara e definita. Non siamo più in grado di acquistare l'energia dall'estero, lo stiamo scoprendo con le tensioni geopolitiche di questi giorni, cosa sta succedendo anche da noi. Non possiamo essere perennemente ricattabili anche da un punto di vista politico. Ecco la sala della Protezione Civile di Marghera, dove a momenti veramente prenderà la parola il presidente Luca Zaia per il suo, come dicevamo, consueto approfondimento legato alle tematiche di attualità, insomma, in un certo qual modo riferibili alla situazione pandemica, ma non solo. Noi forse riusciamo ancora a farvi sentire la voce dei cittadini su un altro tema, quello che stiamo portando avanti parallelamente alla crisi legata al Covid, una crisi che fortunatamente stiamo superando, ci stiamo lasciando alle spalle, quello del caro bollette. Perché? Perché adesso è davvero un tema caldo, è davvero un tema che mette in difficoltà non solo le aziende, anche le famiglie. E allora ascoltiamo a Bassano proprio il parere, la voce dei cittadini. Ma continua a aumentare tutto quanto, fuori gli stipendi, le pensioni non aumentano mai, tutto il resto da agosto dell'anno scorso continua a aumentare 20, 30, 10%, tutto quanto è andato in aumento. Da 800 euro, devo pagare 1570. Bollette carissime, lo diciamo perché guardi, sono già arrivate. È difficile? Molto difficile. Dobbiamo tagliare da altre parti per poter pagare bollette. Eliminiamo un po' i costi. Allora, come non detto, ascolteremo dopo la voce dei cittadini, adesso ascoltiamo la voce del presidente Luca Zaia. Buongiorno a tutti. Voi sfottevate questa storia del cinese, avete visto che lavoro abbiamo fatto? Veneto Pride, avete visto cosa significa avere un'Olimpiade? Cioè voi, scusate, no, Juan Hin, Tan Suo, Italy, Je Mei. Benvenuti a scoprire bellezza italiana, ma voglio dirvi cosa, ieri voi avete visto, e saluto tutti i veneti e tutti i collegati, avete visto la serata di chiusura in Mondovisione. Catapultate dal 2026 sarà l'Arena di Verona, lo dico a quegli sprovveduti che pensavano che fosse una roba con i furgoni in moto per andare via. Cioè la serata di chiusura è la serata nella quale si passa la bandiera alla location successiva, quindi al paese che ospiterà le Olimpiadi, quindi una serata importantissima, cioè ci sono i capi di Stato presenti, quindi Verona avrà la chiusura, cioè quello che avete visto ieri in Mondovisione ce l'avrà, e avrà l'apertura delle Paralimpiadi, che a me non mi pare proprio niente. Quindi Verona è città olimpica. Dall'altro immaginate solo a Cortina, nelle nostre Dolomiti, cosa accadrà. Cioè, noi avete visto il filmato, insomma, mi complimento con Marco Balic e tutta la squadra per il grande lavoro che hanno fatto. È stato un po' così, ci siamo messi a disposizione, qualcuno anche abbiamo strappato qualche sorriso, però so che è stato molto apprezzato. Io ho ricevuto anche messaggi dalla Cina dicendo è stato comprensibile. Insomma, è andata bene. Guardate, io non avrei mai pensato, sono qui con l'assessore Lanzarin, avrei mai pensato di ritrovarvi dopo 24 mesi, anzi grazie di essere qui, e dover fare un bilancio del coronavirus. Col 21 febbraio oggettivamente tutti noi avevamo la nostra idea del coronavirus. Nel nostro intimo c'era chi magari pensava che fosse semplicemente un'influenza, qualcun altro che magari pensava che ci fosse stata magari qualche magagna ma niente di più, qualcun altro magari pensava che durasse qualche mese. La verità è che siamo qui dopo 24 mesi. Allora io penso che oggi sia la giornata dei bilanci, ma soprattutto dei ringraziamenti. E vorrei iniziare con i ringraziamenti. Di solito si fanno alla fine, però io voglio fare all'inizio, proprio perché non ci sia neanche l'ombra di dubbio che se siamo arrivati qui, poi lo vedremo tramite che passaggi, che fatiche, che scelte anche difficili. Siamo arrivati qui perché siamo stati una squadra, cioè i veneti. Quindi ringrazio ovviamente le prime linee
coloro che hanno curato materialmente e fisicamente i nostri cittadini. Quindi tutti i sanitari, senza distinzione di ordine e grado, a iniziare dal medico all'OS, agli infermieri, agli amministrativi, insomma i nostri 54.000 dipendenti della sanità, i medici di base, i 3.000 medici di base, e i pediatri di libera scelta, gli oltre 500 pediatri di libera scelta, gli operatori delle case del riposo, dell'RSA, tutti quelli che hanno lavorato, e ovviamente i volontari. La Protezione Civile ha fatto più di 3 milioni di ore di lavoro, 380.000 giornate lavorative, cioè poi vi darò 2 o 3 dati. Non vorrei dimenticare qualcuno, ma dico anche che ringrazio tutti i veneti, perché io parlo con i miei colleghi e a volte si meravigliano del fatto che sia nata questa, come si può dire, questa simbiosi col popolo veneto. Cioè, se il Veneto oggi è così è perché comunque c'è stato un lavoro di squadra. Sì, per carità, c'è sempre la voce fuori dal coro, però qui io guardo i dati, il 90% dei veneti sono vaccinati, quindi fa più rumore una pianta che cade di una foresta che cresce, perché la foresta che cresce è la foresta che ha creduto al rispetto delle indicazioni, ha creduto in un progetto, in un piano di sanità pubblica. Sono tutti i termini, peraltro, se ci pensate, che noi abbiamo scoperto. Cioè, piano di sanità pubblica. Allora, guardiamoci nelle palle degli occhi. Chi è che conosceva la parola lockdown, al di là dell'inglese? Ma chi è che la conosceva come realtà? Mai avremmo pensato ai primi di febbraio 2020 di affrontare un lockdown. Cioè, un chiudi tutto, no? C'è una chiusura totale. Allora, io penso che questo Covid ci abbia anche innestato un sacco di esperienze che mai avremmo pensato di vivere. Deve restare negli annali che noi abbiamo e stiamo vivendo una delle più grandi tragedie della storia dell'umanità. Per carità, l'abbiamo vissuta in real time, l'abbiamo vissuta, diciamo, rispetto alla peste del 1630 con non pochi vantaggi. Abbiamo 68 ospedali in Veneto, abbiamo 54.000 dipendenti, 12.000 medici, conosciamo gli antibiotici, conosciamo gli antivirali, abbiamo le terapie intensive, abbiamo i test, e quindi, diciamo, non avevamo proprio le mani nude rispetto alla peste del 1630. Però noi l'abbiamo vissuta questa tragedia, che a differenza di quella peste è diventata, in virtù di questo mondo che è globalizzato, iperconnesso, è diventata planetaria, mondiale. Cioè, questa è l'unica epidemia mondiale, ha fermato il mondo. Magari alternativamente l'ha fermato, no? Anche per una questione di stagionalità, ma il mondo da 24 mesi sta vivendo con i bollettini. Guardate, io vorrei con voi oggi, nel ringraziare veramente tutti, e non ultimi i bambini perché sono stati il mio faro, perché comunque è stata la parte nobile di questa comunità che è sempre stata attenta ad ogni forma di informazione, ma soprattutto ricordiamoci che i bimbi, gli adolescenti sono stati quelli che hanno sofferto di più dell'essere chiusi in casa, perché qua facciamo tutti i fenomeni, ma se a 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 anni ti avessero detto chiuditi in casa, nella tua cameretta davanti a un computer, fai le lezioni da lì e non puoi uscire per mesi, poi vedremo per quanto, il sacrificio l'hanno fatto decisamente loro. Poi penso tutto a quello che sono i ragazzi disabili, il mondo della disabilità e la tragedia che abbiamo vissuto anche lì. Quindi un ringraziamento di cuore a tutti, ovviamente voi compresi, i giornalisti. Sentite, oggi è anche una giornata di celebrazione, è la giornata, diciamo, del ricordo, della memoria, senza andare a rubare concetti ma di quello che è stato, ma anche quello della celebrazione del vostro coraggio e della vostra professionalità, perché se noi non avessimo avuto voi sarebbe stato, come si può dire, un campo libero per il virus. Lo possiamo dire? Perché la forza che ci avete dato nel impartire indicazioni, io non le chiamo restrizioni, nel far lavoro di squadra, e questo è merito vostro, voi dovreste avere tutti l'attestato di inviato di guerra, perché comunque venivate qua, lo voglio ricordare a chi fa tanto fenomeno,
Voi venivate qua quando la gente aveva paura di morire. Questo va ricordato, perché quelli che fanno tanto i fenomeni adesso, che sanno tutto del virus, che era una banalità, si era raffreddorizzato, sono gli stessi che hanno dato 3 giri di chiave il 22 febbraio, perché hanno detto io fuori non mi faccio vedere, perché questa è la verità. Perché tutti avevamo paura di morire. Come inizia sta tragedia? Vi scorro 2 o 3 date, ma le ricordiamo assieme, e se sbaglio, mi dimentico qualcosa, ricordatemelo, perché stamattina, anche stamattina con l'assessore abbiamo cercato di ricostruire, perché alcuni aspetti magari qualcuno non se li ricorda più, e quindi ringrazio anche Reggiani, la Masetto, tutto l'ufficio stampa, Carolina che è qui, insomma anche loro che hanno lavorato per questo resumé, insomma questa raccolta di dati. Allora vi ricordo che intanto il 30 gennaio del 2020 l'OMS dichiara l'epidemia mondiale. Questo è un punto di partenza, e noi già lì eravamo pronti con il nostro piano di sanità pubblica in quel gennaio. Sapete che c'è tanto il parlare del piano pandemico. Noi eravamo quella regione, siamo ancora quella regione che il suo piano, per quanto a nostra disposizione, è riuscita ad aggiornarlo. Il 4 febbraio del 2020 io faccio la prima uscita che diventerà impopolare, cioè viene fuori che dico: guardate, siccome c'è una dichiarazione di epidemia a livello mondiale dell'OMS, valuterei di mettere in isolamento fiduciario, che vuol dire far stare a casa tutti i ragazzi che rientrano dal Capodanno cinese, che siano cinesi, trevisani, padovani, a prescindere, ma che rientrano dalla Cina, prima di metterli in classe, di fargli un isolamento fiduciario, come si fa quando si ha il morbillo o si ha una malattia infettiva, per evitare di portare infezioni all'interno delle scuole. Apriti cielo, voi vi ricordate il razzismo di nuova generazione e altre menate del genere. Oggi noi abbiamo circa 70.000 bambini che sono stati isolati con isolamenti o quarantenati in casa, nessuno dice più nulla. Allora viene fuori una grande polemica, sempre i soliti che criticano ma che poi non hanno mai il coraggio di dire scusateci. 21 febbraio la data è D-Day. Il 21 febbraio alle 4:30 del pomeriggio, giù di lì, mi chiamano, mi dicono abbiamo il primo paziente Covid. Anche qui io vorrei dire, siamo all'ospedale di Schiavonia, i pazienti sono 2, tra l'altro si conoscono, 2 cittadini di Vo, e qui voglio ricordare la figura di quel medico che con molta professionalità, quel giovane medico, del quale non ricordo il nome, perdonate, se lo sapete ditelo che lo ricordo, che vede che a questi pazienti che non migliorano, che sono antibiotico resistenti, cioè non hanno questa polmonite, non va via, e gli viene l'illuminazione di dire tentiamo un test che non sia il Covid, e becca i primi 2 pazienti Covid, e noi abbiamo avuto fra l'altro l'esito e la conseguenza di aver avuto purtroppo con il decesso del signor Adriano Trevisan il primo decesso Covid in Italia, quindi il primo morto Covid in Italia. Quella sera subito io mi reco a Padova, perché il nostro piano dell'unità di crisi prevedeva la convocazione nella ULSS del primo caso dell'unità di crisi. Lì trovo i massimi esponenti della sanità, i nostri, insomma, dottoressa, allora c'era il dottor Scibetta, insomma un tavolo di una decina di persone, c'era anche l'assessore, si raggiunge anche il sindaco Giordani poi più tardi, e lì decido personalmente, contro anche il parere di chi era presente, di far fare tutti i tamponi ai cittadini di Vo. Mi ricordo che chiesi quanti abitanti ha Vo, io non lo sapevo, mi dissero guarda sui 3.000, 3.500, fate i tamponi a tutti, considerate che 3.500 tamponi penso fosse la capacità di un anno di lavoro del Veneto, tanto per darvi una suggestione, poi non è così. Ringrazio il mondo del volontariato, la Croce Rossa, i volontari, ma ringrazio anche i cittadini di Vo che si sono sottoposti a questo screening, che era proibito secondo le linee guida OMS, perché l'OMS diceva fate i tamponi solo ai sintomatici, quindi andare a casa di uno che guarda la TV che non sta male e dice devo fare il tampone, invece i cittadini di Vo con un senso di civiltà unico si sono messi in fila
presso le palestre, i punti indicati, e danno, ovviamente, si sono sottoposti non una volta, più volte, perché poi abbiamo anche voluto finanziare lo studio all'Università di Padova con 150.000 euro e vedere anche l'evoluzione di questo. E quindi è l'unico studio al mondo che esiste ad oggi, parte grazie a questa mia volontà. Quella sera vengono decise 3 cose fondamentali: tamponi a vo', chiudere Schiavonia, che insomma c'erano 500 pazienti a Schiavonia quella sera, quindi l'abbiamo, diciamo, di fatto svuotato in 4-5 giorni, e poi mettere le tende riscaldate al di fuori degli ospedali. Furono 3 azioni ipercriticate, furono 3 azioni per nulla comprese in quelle ore. Le tende vennero lette come la volontà di spettacolarizzare qualcosa che non sarebbe stato un problema. I tamponi a vo', un'illegalità da Corte dei Conti, andatevela a guardare la rassegna stampa di quei giorni, e ovviamente svuotare un ospedale non è mai accaduto nella storia, a meno che non ci cadesse una bomba sopra e uno dice dobbiamo evacuare l'ospedale. Ma insomma, le nozioni che ho sempre avuto all'università, e che comunque sono anche di buon senso, è che se c'è un virus devi creare la condizione di isolamento. E il 22 febbraio è stato fatto il provvedimento di chiusura della zona di Vo, e quindi zona rossa Vo, chiusura del Carnevale di Venezia, che celebra l'ultima giornata la domenica, quindi non si fece il lunedì grasso e il martedì grasso, scuole, chiese, cinema e teatri. Beh, furono scelte non facili, anche perché anche in quel momento non erano ancora comprese, e mi metto nei panni dei cittadini che vedevano un crescere di restrizioni e non comprendevano ancora per quale motivo si tirasse così tanto. Ecco, e successivamente il 24 febbraio, pensate, la Protezione Civile allestì ben 56 tende nei 26 ospedali, diciamo, di riferimento in prossimità dei pronto soccorsi, proprio per dar modo di essere pronti a un eventuale arrivo di pazienti infettati, perché questa era la grande preoccupazione, che ci fosse un fiume umano di persone che arrivava con la tosse, con diciamo, i sintomi del coronavirus, che dovevano essere sicuramente curati, ma anche cercando, per la nostra filosofia, di dividere i percorsi. Insomma, avevamo già chiaro che non potevamo mischiare percorso pulito da Covid con percorso sporco, però non avevamo ancora la dimensione di quali sarebbero stati i numeri. Il 24 febbraio inizia anche il vostro lavoro, che è stato quello delle dirette, diciamo, da qui, perché abbiamo iniziato fuori nel parcheggio e poi faceva freddo, e anche per un fatto di più di ordine eravamo accalcati, e ricordo truppe che sono rimaste qui settimane fuori con le macchine, insomma. Ma dal 24 voi avete iniziato, noi abbiamo iniziato assieme a parlare ai veneti. È stata una scelta voluta, è stata una scelta di disponibilità, è stato anche un rischio, qualcuno dice, ma io lo rifarei tutto questo percorso, visto considerato che i veneti possono dire di essere stati la comunità più informata. Grazie a voi i nostri punti stampa sono diventati punti stampa ripescati a livello internazionale, perché poi sono diventati anche, forse in alcuni momenti, anche l'unica fonte di informazione, come si può dire, de visu, dal vivo, di un'istituzione che quotidianamente portava informazioni ai suoi cittadini. Sono partite le assunzioni da subito, i medici riservisti, 525 medici riservisti, siamo partiti subito con il tamponare tutti i dipendenti degli ospedali. Ecco, queste sono azioni che noi abbiamo fatto per primi a livello nazionale. Siamo entrati negli ospedali e abbiamo capito subito il tema del mettere in sicurezza i nostri dipendenti. Siamo arrivati poi alla fatidica data del 1° marzo, che nessuno ricorda, perché il 1° marzo il Veneto diventa zona rossa assieme all'Emilia Romagna e alla Lombardia, alla provincia di Pesaro, Urbino e Ancona. 1° marzo Lombardia, Emilia Romagna e Veneto diventano gli untori d'Italia. In quelle ore i francesi mettono New Jersey e dicono vai, gli italiani hanno un problema. Noi eravamo gli unici in Europa che avevano, poi abbiamo scoperto che la Germania aveva già avuto dei pazienti, però il 1° marzo accade questo. Voglio dirvi una cosa che ho dimenticato di dirvi, che noi 2 pazienti li abbiamo avuti che sono transitati per i Veneti, 2 cinesi che poi sono finiti a Roma per le cure,
ma qualche giorno prima del 21. Il 3 marzo costituiamo il Comitato Tecnico Scientifico, anche qui 3 marzo, cioè noi già dall'inizio avevamo capito che dovevamo avere un CTS, ancora non esisteva neanche un CTS nazionale. E i primi di marzo già avevo predisposto, ve lo dico in prima persona, i contatti per avere un aereo fermo. Avevo parlato con il presidente Arena, un grosso aereo a disposizione all'aeroporto di Verona per eventualmente inviarlo in Cina. Avevo già pensato a una delegazione di, come si può dire, di kamikaze, che sarebbero andati in Cina, avrebbero caricato le macchine per fare mascherine e loro sarebbero rimasti lì perché non era impossibile riportarseli indietro, avrebbero fatto una quarantena lì. Sapete come facevano le quarantene in Cina? Ti mettevano in una stanza di un albergo e lì scomparivi per non si sa quanto tempo. Ma avevamo anche già i volontari tra la protezione civile e dei tecnici, perché sapevamo che in Cina avevamo una macchina, ve lo dico, 250.000 euro, una macchina che aveva un potenziale, se non ricordo male, di 100.000 mascherine al giorno, una roba del genere. Stiamo parlando di chirurgiche, niente effetti speciali, però ci eravamo talmente angosciati da questa storia, dalla mancanza di dispositivi, che i primi di marzo già predisponevamo questo. Ma poi non è più andato perché un po', poi lo dirò, abbiamo tamponato con le mascherine di Grafica Veneta di Fabio Franceschi, e dall'altro poi sono iniziate ad arrivare le mascherine di Arcuri, quindi del commissario di governo, per cui la situazione, diciamo, avevamo capito che va a prenderti la macchina, rimontala tutta, parti con la produzione, si rischiava di arrivare lunghi, però noi a marzo già eravamo pronti. A marzo arrivano anche i primi disegni dei bambini, che è stata una scoperta, cioè i bimbi iniziano a scrivere e la scrittura del bimbo è il disegno, no? E iniziano a scrivere le loro lettere che sono i disegni, ne sono arrivati quasi 1600 di disegni, lavori, insomma li vedete, c'è questa mostra itinerante che a me spiace che sia partita e un po' anche azzoppata sempre da questo periodo del Covid. Comunque vedo che ci mandano foto, vedo che le scolaresche ci vanno e continueremo ad aprire. Marzo 2020, il 7 marzo viene annunciato il lockdown. Ce le ricordiamo e non le dimenticheremo mai le immagini della stazione centrale di Milano con l'assalto ai treni. Guardate che quello è l'istantanea del terrore, scappare dalla morte, e i miei colleghi governatori che dicevano restate lì perché sta venendo fuori un casino. Cioè tutti noi forse avevamo anche un po' l'illusione che il virus era star fermo a prescindere dal fatto che le persone che potesse restare nel luogo dove comunque le persone vivono. Non è stato così perché ha contaminato il mondo. Il 9 marzo il governo dice non ci sono più 3 regioni da tenere in zona rossa, ma faremo il lockdown. E il lockdown inizia il 9 marzo e dura fino al 4 di maggio. Peraltro voglio ricordarvi che inizia il 9 maggio, perché stamattina ricostruendo mi sono ricordato, inizia il 9 permettendo l'accesso al lavoro e l'11 diventa chiusura totale. C'è stato, e ricordo sempre, non dimenticherò per tutta la vita, la riunione col Presidente del Consiglio alle 3 del mattino, perché si trattava di prendere una responsabilità non da poco, cioè chiudere un paese. Detta oggi, se ci dicono c'è un lockdown di una settimana, ce l'abbiamo già in testa, crea un sacco di guai, non vogliamo farlo, ma allora dovevamo dire a un paese intero di chiudersi in casa. Il tema è stato: ma che attività resteranno aperte? Nessuna tranne gli alimentari. Dobbiamo ricordarlo l'assalto agli alimentari, dobbiamo ricordarlo che in quel periodo sparirono tutte le farine, si svuotavano, sembrava io ricordo The Day After, no? Il film che vidi da ragazzo, e quelle erano le scene. Il mio pensiero va sempre quotidianamente, quando parlo di queste cose, alle commesse ai lavoratori dei supermercati, perché se volete vedere una categoria di eroi andate a intervistare loro, che quando non c'erano le mascherine continuavano a dare la spesa, il sacchetto della spesa ai cittadini, e tutti voi le avete viste le code fuori dai supermercati.
Io ho sempre avuto il pensiero, tanto è vero che la punta di infezione massima noi l'abbiamo avuta tra i dipendenti e perché comunque si sono infettati, c'è niente da fare. Il primo periodo è stato un casino. L'11 marzo quindi l'Italia chiude in toto. L'11 marzo anche apriamo il conto corrente che ci riserva una sorpresa paurosa, cioè 50 milioni di euro di offerte da parte dei veneti. Qui viene fuori il Veneto Pride, i veneti sono presenti con il lavoro di squadra. Il primo fra tutti, lo ricordo perché non c'è più, voglio ricordarlo, è Ennio Doris che mi chiamò e disse: guarda, io metto 6 milioni di euro. E gli dissi: Ennio, ma cosa vuoi che compri? E lui mi fa: tutto quello che serve per salvare la vita ai veneti. E da lì poi è partita un fiume in piena di donazioni, siamo arrivati a 50 milioni di euro e coinvolgendo cittadini arrivavano i 50 centesimi dei bambini, i 2 euro, i 5 euro, le buste con i 5 euro, donazioni da parte delle banche, donazioni da moltissime imprese che non sto neanche qui a citare perché poi creo incidenti diplomatici. Ho citato Ennio Doris perché è giusto ricordarlo, perché è stato il primo, perché è sempre stato presente. E il 14 marzo inizia la nostra campagna dei tamponi on the road e qui si apre quello che è il mondo del testing, che si traduce poi per noi in una sfida, no? E di voler fare tanti tamponi, nella sfida di cercare di essere presenti con la diagnostica, che oggi ci permette di dire che siamo la prima regione in Italia dall'inizio della pandemia ad oggi che ha fatto più tamponi su abitante in Italia, e siamo anche sopra la Corea. La Corea era il nostro master. Io ricordo che facevamo mattinate intere di videoconferenze con la Corea, no? Io dicevo sempre: noi dobbiamo seguire la Corea perché la Corea è più avanti di tutti. Vi ricordate che la Corea aveva il contact tracing ancora quando noi iniziamo a parlare di tamponi? E si fecero molti incontri con i coreani, che anzi ringrazio a distanza, chissà che qualcuno glielo vada a dire, per le disponibilità che ci hanno sempre dato. Ringrazio anche le tante aziende, i tanti stranieri che comunque si sono messi a disposizione per un sacco di attività, però insomma noi abbiamo passato i 20 milioni di test e siamo in assoluto la prima regione in Italia, e fra l'altro con questo graduatoria internazionale. Il 15 marzo parte il piano Marshall contro il coronavirus ed è forse la pietra miliare di quello che è stato il nostro piano di sanità pubblica. Cos'è che facciamo? Facciamo sostanzialmente nascere il Covid Hospital, i 12 ospedali, Schiavonia, che sembra una mosca bianca. Non c'è solo Schiavonia, c'è Vittorio Veneto, c'è Jesolo, c'è Sant'Orso, c'è Villafranca, 300, insomma 12 ospedali Covid Hospital. E poi abbiamo fatto un'altra cosa straordinaria: abbiamo rimesso in moto i famosi ospedali chiusi, quindi Valdobbiadene, Monselice. Abbiamo rimesso in moto gli ospedali chiusi per avere un polmone a disposizione con circa 700 posti letto che ci permettesse di, come si può dire, avere un multiuso. Diciamo, quello basic era: finisci la tua storia in ospedale, hai ancora bisogno di cure ma non intensive, hai bisogno di rimetterti un po' in sesto, diciamo così, c'è una specie di polmone tra casa tua e l'ospedale e la cura intensiva, ma noi eravamo pronti anche per trasformarli in intensiva con tutte le difficoltà del caso. E devo dire che li abbiamo aperti. Ringrazio gli alpini, ringrazio la protezione civile, ringrazio tutti i nostri dipendenti, tutto il reparto dei nostri ingegneri che hanno lavorato, l'ingegner Fattori e tutti gli altri. Perché li abbiamo ripuliti, aperti, utilizzati, e avevamo la tranquillità di avere almeno 700 posti letto a disposizione. Sapete, si fa sempre un gran parlare della fiera. La nostra fiera era quella, avevamo in maniera diffusa messo in piedi, mi sembra fossero 6 ospedali, no? 5 o 6, 5,
Noi avevamo questi 700 posti letto che comunque erano gratis. Sì, ne abbiamo. E andando avanti, ovviamente il 18 marzo, noi ovviamente in quelle ore iniziavamo anche a stampare il bollettino quotidiano che ormai è diventato familiare per tutti noi. Il 18 marzo arriva Grafica Veneta con le mascherine, ce ne dona 13 milioni di pezzi, lo ripeto, ci regala 13 milioni di pezzi, lo dico in un'altra lingua, ci dà gratis 13 milioni di pezzi. Mi arriva qui Fabio Franceschi la prima volta, una carta da 200 grammi, mi dice facciamo una mascherina con la carta, cioè io la provo, ho detto, cioè bisogna intanto stare attenti perché se ti sfiora l'occhio ti tagli l'occhio, poi le orecchie, c'è tutto un problema. È stato bravissimo perché è riuscito a infilare nella rotativa la bobina di tessuto non tessuto certificato che ha dato vita a questi 13 milioni di mascherine. Oggi magari potrà anche far sorridere, ma allora non c'erano le mascherine, e quelle mascherine, non ditelo, le abbiamo viste, nessuno lo può negare, le abbiamo viste dappertutto. Io ricordo Filippo Tosato che l'ha portata per mesi qui le mascherine, anche noi le portavamo tutti i giorni, per cui è stata veramente una boccata di ossigeno. Ringrazio ancora Fabio Franceschi e la Protezione Civile e i sindaci che poi le hanno distribuite alla comunità. Ricordo un'immagine che da foto diciamo, di quelle da mandare ai concorsi internazionali, qui a Marghera, fuori da un balcone, uscendo, fate la rotatorietta qui della lì, andate verso la tangenziale, sulla destra c'era una finestra con le 2 mascherine appese ad asciugare. Cioè, questa era la tragedia che stavamo vivendo. Io personalmente l'ho portata a un clochard, perché vedevo tutte le mattine e ho detto guarda che ti infetti a sta qua in questa maniera. Gli ho dato un pacchetto di mascherine. Qui sotto c'erano gli anziani che venivano con le lacrime a chiedere mascherine. Questa è la vera ricostruzione di che tragedia abbiamo vissuto. Il 29 marzo ci presentiamo con il primo strepitoso test, il pungidito. Cioè era già un mese che eravamo nella fogna più totale, avevamo pazienti infetti, avevamo terapie intensive e l'unico test a disposizione era il pungidito. Sto parlando di test di massa, perché pensate che a marzo, il 29 marzo, ci arrivavano i pungidito, cioè facevo la punturina nel dito, la goccetta di sangue ci faceva la reazione, un test insomma che lascia abbastanza, come si può dire, perplessi sulla sua efficacia. Ma dall'altro in quella giornata, io sono andato a vedere, avevamo un potenziale di 2170 test molecolari al giorno, cioè niente. Quindi o minestra o finestra, come si dice in Veneto. E quindi siccome non avevamo alternative, anche il pungidito fa capolino nei nostri RSA, abbiamo tentato abbiamo anche beccato un sacco, ma non quelli che potevamo intercettare con un test molto più innovativo. Il 7 aprile arrivano finalmente le macchine, 2 macchine da 9.000 tamponi che cambiano un po' la nostra capacità di processazione, no? Perché il problema del tampone non era quello di andare a fare il tampone, perché metti in piedi squadre e diciamo la parte dell'infrastruttura ce l'hai, ci mancava invece il software, no? Cioè tutto quello che è la processazione di laboratorio, quindi recuperiamo queste macchine in Olanda e diamo vita, rinforziamo il laboratorio di microbiologia di Padova. Sempre ad aprile diamo vita a 60 unità speciali, le USCA, ad aprile compaiono le USCA, le famose USCA, 60 unità abbiamo messo in piedi e abbiamo assunto 517 medici. E sempre ad aprile è stato avviato anche il numero verde. L'8 aprile ci donano l'ospedale del Qatar, che noi abbiamo voluto lasciare lì montato, un ospedale che dovevano fornirci allestito e poi gli allestimenti non abbiamo ben capito dove si sono persi, però insomma 11 qatarini sono venuti ingegneri a seguire il montaggio, un ospedale costosissimo.
Io in via Prudenziale ho detto lo lasciate lì montato, non si sa mai. Adesso ovviamente andremo a smontarlo e ne daremo destinazione, però finché non è finita ho detto resta lì. E quindi mi scuso per primo con magari quei disagi che può aver creato, meno posti macchina perché l'abbiamo messo nel parcheggio, ma prima vengono i posti letto dei posti macchina in caso di tragedia. Arriviamo alla Pasqua del 2020, è stata una Pasqua che ci arriviamo con non poca sofferenza, vi ricordo le terapie intensive che pulsavano, vi ricordo i ricoveri, vi ricordo che avevamo superato le 2000 persone ricoverate, ma insomma una Pasqua che comunque ci faceva intravedere un po' di luce in fondo al tunnel. Ci donano anche le uova, ve lo ricordate Damiano, l'11 aprile del 2020, Damiano Tognolo mi manda le 24 uova, e poi si donano anche le incubatrici e il 6 maggio nasce il primo pulcino e i bambini sono attenti a questo evento, ne parlano molto ed è stato per noi anche un'occasione per parlare appunto ai bimbi. E io ho sempre detto alle poste italiane che potrebbero fare uno spot serio e costerebbe zero. Quelle uova sono arrivate per posta in un plico postale, cioè non si sono rotte, erano tutte intatte, sono andati anche i pulcini. Strano che nessuno del marketing si sia ancora accorto di sta roba. Il 12 maggio istituiamo la Banca del Plasma. 12 maggio 2020. È una banca del plasma, arrivano spesso richieste, ma la banca del plasma che fine ha fatto? Voi vaccinate e non utilizzate il plasma? La banca del plasma, che non è una scoperta del 2020, ma esiste da 40 anni la plasmaferesi, l'abbiamo voluta istituire per il Covid, il coronavirus, con la dottoressa De Silvestro, su una mia idea di fare questa banca del plasma con i contenitori, in maniera tale che i guariti potessero donare il plasma per metterlo a disposizione eventualmente per cure o cure compassionevoli, insomma quello che comunque sarebbe stata l'indicazione del medico, per curare quindi i nuovi malati con il plasma dei guariti. Il 13 luglio, data importante, Rigoli qui, il dottor Rigoli, presenta il primo test antigenico. In questa sala, il 13 luglio, in questa sala si fa vedere il primo test antigenico, quelli che oggi noi chiamiamo test rapidi. Evito di ricordarvi quante polemiche ci sono state, sembrava una puttanata, sembrava di bestemmiare in chiesa, come si dice, no? La verità è che oggi il test rapido te lo fanno dappertutto in tutto il mondo. Rigoli, che seguiva e segue, allora lo seguiva da primario e da coordinatore del gruppo delle microbiologie, dice guardate che negli Stati Uniti, Israele, stanno comparendo questi test che non saranno perfetti, ma in caso di grandi infezioni ci permettono di andare via con una rete a strascico e recuperare tutto quello che non riusciremmo a recuperare se pensassimo solo ai molecolari. Il 2 ottobre, col 13 luglio, io mi ricordo di dire a Rigoli, ascolta, ma se uno deve comprarsi una scatola con 50 test o 30 test, non glieli vendono, è un casino. E poi bisogna fare qualcosa che uno se lo fa a casa da solo. Di mezzo ci lavoro e il 2 ottobre qui abbiamo fatto la prima presentazione al mondo, sfido chiunque a dirmi che non sia così, del primo test fai da te. Dopo 5 giorni lo presentarono negli Stati Uniti. Un test che fu realizzato, snobbato, e oggi se andate al supermercato, in farmacia da qualche parte, ve lo comprate. Mario un giorno vi porto la scatola e vi farò vedere che è quella scatola che presentavamo. Sì, sono gli stessi identici. Ecco, quindi il test fai da te che noi presentavamo il 2 ottobre del 2020. 13 ottobre 2020, signori, inizia la seconda ondata. DPCM nazionale, si cominciano a riscaldare i motori perché ci si rende conto che dopo quella fase di sollievo di quell'estate 2020, ormai stiamo parlando di 2 estati fa, inizia ancora a farsi sentire il virus. Aprono le scuole e il 13 ottobre il governo decide di fare il primo DPCM, cominciando con delle restrizioni. Il 3 novembre, non ve la tiro ancora lunga, ma è il caso di ricordarlo, viene istituito il coprifuoco.
perché ormai ce lo siamo dimenticati. Noi abbiamo avuto un coprifuoco dalle 10 di sera alle 5 del mattino, per mesi ce lo siamo portati avanti, e non in base alla zona. In Italia c'è il coprifuoco dalle 10 di sera alle 5 del mattino. 3 novembre 2020 e esordisce il sistema a colori. Il sistema a colori esce da quel DPCM 3 novembre 2020, dove l'Italia viene divisa in zona bianca, rossa, verde e arancione. Natale 2020 l'Italia diventa praticamente zona rossa. Qui noi perché vi ricordo che avevamo un provvedimento pronto da fare, il governo ci dice lo facciamo noi e abbiamo perso 5-6 giorni perché alla fine arriviamo il sabato del Natale, il Natale era il martedì o il mercoledì nel 2020, noi arriviamo al sabato dopo aver atteso una settimana intera il provvedimento del governo. Vi ricordate che ci fu un grande dibattito tra i pro e i contro a livello nazionale nell'istituire una zona rossa nazionale. A quel punto io presi la decisione il venerdì su sabato, di anticipare la chiusura. Apriti cielo, fin sui cancelli delle case mi arrivai. Contro la chiusura, ovviamente. Noi facciamo il Natale, ma poi arriva il primo raggio di sole. Il 27 di dicembre arrivano le prime 827 dosi di Pfizer. Il famoso Vax Day, e iniziano le vaccinazioni, inizia quella campagna che oggi ci porta a oltre 10.700.000 inoculazioni eseguite, e parte una nuova fase di fatto, no? Abbiamo sul groppone un Covid che perché abbiamo subito la più grande ondata pesante, è stata quella del novembre-dicembre del 2020. Chiudiamo con le punte massime, poi ve le mostrerò, verso i primi di gennaio per ricoveri e terapia intensiva e mortalità. Arriviamo a gennaio 2021, noi non apriamo le scuole. Ci siamo scottati con l'acqua calda ad ottobre, perché appena aperte le scuole dopo 15 giorni abbiamo avuto il Vietnam con il virus, non apriamo le scuole e il 29 gennaio il Veneto diventa zona gialla, mentre Germania è in lockdown, Inghilterra è in lockdown e Francia è chiusa. Quindi in quel mese noi ci siamo giocati la partita della primavera, tanto è vero che noi affrontiamo la primavera e il 29 gennaio andiamo in zona gialla. Tanto è vero che la partita della primavera per noi non è stata così pesante come per le altre regioni, anche quelle nostre confinanti. A febbraio 2021 compaiono i monoclonali. Iniziamo i trattamenti, oggi abbiamo raggiunto oltre 8.000 trattamenti di monoclonali. Il 29 aprile 2021 facciamo vengono approvati e validati i salivari, facciamo i primi salivari a 500 studenti delle scuole padovane con il professor Plebani. Il 30 aprile del 2021 c'è anche il record delle vaccinazioni. Poi vabbè, viene Figliuolo, oltre mi sembra 53.000 quello che è, dopo vi dico. Ovviamente viene il generale Figliuolo il 13 maggio 2021 nei centri vaccinali di Mestre e di Padova. Il 16 maggio del 2021 finalmente abbiamo l'ospedale, perché anche qui noi abbiamo vissuto sempre, Veneto produce, poi attende il riconoscimento a livello nazionale da parte quindi se voi pensate che noi li validiamo il 29 aprile e il 16 maggio ce li validano, e poi si va avanti. Il 9 settembre 2021, passiamo ovviamente l'estate che conoscete, che è quella 2021, 9 settembre 2021 lanciamo il progetto Scuole Sentinella, primi in Italia, progetto che viene poi adottato a livello nazionale. Il 16 dicembre 2021 inizia la vaccinazione dai 5 agli 11 anni.
Siamo nel 2022, il 7 gennaio del 2022 entra in pista la nuova pillola o le nuove pillole antivirali. A 2 anni noi abbiamo oggi, diciamo, quello che è una popolazione vaccinata con oltre 10.742.000 dosi, una popolazione vaccinata al 89-90%. Voglio dirvi solo altro. Abbiamo fatto una miriade di punti stampa, abbiamo dato vita poi a quello che è il canale Viral Veneto, oltre al tema delle nostre pagine Instagram, Facebook e quello che è. Ringrazio gli ambassadors della Regione Veneto che sono Red Canzian, Semi Basso, Federica Pellegrini, Filippo Pozzato, Sabrina Salerno, Matteo Marzotto, Alessandro Del Piero, Oscar De Pellegrini, Francesco Bettella, Lorenzo Bernardi, Francesca Porcellato e molti altri. Questo è uno spaccato. Noi abbiamo pensato che fosse corretto oggi ripercorrere queste fasi, perché alcuni passaggi magari li abbiamo dimenticati, quindi ne viene fuori la storia sicuramente di una tragedia, sicuramente di una comunicazione non negata a nessuno, sicuramente di una squadra che ha performato e ha innovato, test rapidi, i salivari, il fai da te, i macchinari, e la banca del plasma, e tutta una serie di attività che abbiamo fatto, ed è un percorso però che ci lascia dei numeri. I numeri che vi voglio far vedere, che dopo vi do anche, ve li scorro così magari li vediamo assieme, e poi vi do una tabella con questi numeri. Comunque ce ne sono un po', ve ne faccio vedere alcuni. Allora, mi sono preoccupato di dire, ma vediamo anche un po' di dati, diciamo, topici, no? Allora, il giorno con più soggetti temporaneamente in isolamento sono 294.000, è stato il 21 gennaio 2022, ma questo lo sappiamo perché avevamo tanti test fatti. Il giorno con più ricoverati, eccolo qui, è stato il 3 gennaio 2021, avevamo pensato in ospedale quasi 4.000 persone. Questa è la storia di una tragedia, 4.000 persone in ospedale. Dopo vediamo tutti i ragazzi, abbiamo una scheda, però li voglio far vedere anche a casa. Più pazienti in terapia intensiva, sempre il 3 gennaio, 401 pazienti, 3 gennaio 2021 ovviamente. Il giorno con più test effettuati, pensate che abbiamo fatto un giorno il 24 gennaio 2022 con 201.000 test. Il giorno con più positivi, il 18 gennaio 2022, 25.166 positivi. Eccolo qui, il giorno con più nuovi ingressi in terapia intensiva, che va sempre, vedete, prima il 3 gennaio con massime terapie intensive, pensate, in una giornata 63 terapie intensive. Considerate che noi lavoravamo sempre mediamente con 40 posti liberi. Quando te ne arrivano 63 in un giorno, insomma, ti metti anche qualche preoccupazione. Ecco, io vorrei ricordare una cosa rispetto a questo. Non c'è, questo scrivetelo chiaramente, non c'è un paziente del Veneto che non sia stato ricoverato in un ospedale del Veneto. Noi abbiamo dato ospitalità anche a pazienti da fuori regione, ma vogliamo dire con orgoglio che abbiamo fatto l'impossibile. Avremmo creato qualche guaio, qualche famiglia che invece di trovarsi il paziente a Mestre se l'è trovato a Padova piuttosto che a Treviso, ma nessuno è stato portato fuori dal Veneto. Il giorno con più vaccini somministrati, gennaio, 15 gennaio 2002, 56.767 Adam, me lo chiedevi prima. Il giorno con più persone decedute è stato il 4 gennaio 2021, sono 122. Voi magari vi ricordate delle tabelle con 190, 196, ma erano il riassunto del fine settimana. Questa è la giornata più tragica del Veneto, il 4 gennaio. Fondamentalmente cosa accade nella tragicità di questa storia? Che abbiamo il più alto ingresso di pazienti in terapia intensiva, i 63 a fine dicembre, e poi tra il
3 e 4 gennaio abbiamo il più alto numero di ricoveri, il più alto numero di persone in terapia intensiva, il più alto numero di decessi. E poi inizia a calare, tanto è vero che il 29 gennaio in zona gialla, sto parlando del 2021. La curva epidemiologica, episodi, abbiamo avuto 1.301.000, ma questo ve lo dico tutti i giorni, insomma, di positivi. Il totale delle persone decedute sono 13.714, noi abbiamo fatto il bilancio a ieri. Il totale delle persone guarite sono 1.214.000, neanche che stia a dirvi che funzionano le cure domiciliari, anche se qualcuno continua ad andare in giro che non esistono, perché lo capite da qua. Sapete quante persone abbiamo ricoverato? Ho fatto fare il conto: 40.000 su basta, no? Su 1.300.000 positivi, 40.000. Tamponi totali che abbiamo fatto sono 27.413, primi in Italia e tra i primi al mondo. Non siamo ancora arrivati ai 10 milioni di molecolari, ma siamo arrivati ai 18 milioni per differenza di test antigenici, e questo è un bel dato. Persone in Veneto con almeno un test. Io me lo sono chiesto, ma quante, tutte 4 milioni e mezzo di persone hanno avuto almeno un test in Veneto, ovvero il 93,2% dei veneti ha avuto almeno un test. Del resto chi è che, cioè, fai fatica a trovarne uno che dice io non ho fatto il test. I vaccini somministrati sono 10.742.000, vabbè, inutile che vi dica, ma poi queste cose ve le do, cioè, scorrerei sta roba delle vaccinazioni perché tanto lo sappiamo. Questi però sono dati, sì, abbiamo questi. Allora, in questo momento abbiamo 70 hub vaccinali, più di 300 farmacie che partecipano alle vaccinazioni, abbiamo 1.600 persone negli hub vaccinali, abbiamo più di 2.700 medici che partecipano alle vaccinazioni, medici di medicina generale, e più di 250 pediatri di libera scelta. Il numero verde ha avuto quasi 1 milione, il numero verde ha avuto oltre 1.300.000 chiamate, 50.000 mail, e 15.000 contatti con inoltre lo sportello psicologico. Allora, vedete che oggi abbiamo voluto darvi, anche se in maniera così didascalica, la storia di una tragedia. Poi vediamo tutti questi dati, poi ne fate quello che volete, insomma, di questi numeri. Ma mi interessava darvi anche una dimostrazione così visiva, plastica, di cosa è stata questa tragedia. Le considerazioni da farsi, beh, intanto quelle odierne sono queste. Il dottor Rosi stamattina gli ho chiesto una mail, eccola qui. Questa è la curva delle terapie intensive. Qui siamo, inizia da qui, 21 febbraio, vedete che picco ci ha tirato su. Poi vedete che è una curva poco ampia perché c'è stato il lockdown, quindi il lockdown ti fa decrescere subito. Poi avete la punta del dicembre, la seconda punta è quella del dicembre, quella tragica del dicembre 2020 e gennaio 2021, vabbè, ma era in calo poi. Poi avete questa punta che è quella primaverile e poi questa attuale, questa è quella autunnale. Vedete quanto, nonostante i positivi, guardate il picco sotto di oggi e andate in corrispondenza, siamo a questo livello qui. Siamo veramente con una infezione in calo totale. Vi do solo 2 dati rispetto a questo prima di dirvi alcune considerazioni, e i 2 dati che vi interessano sono questi. Oggi eviterei di dare un voto, ormai vi ho anche stressato con i numeri. I ricoverati totali sono oggi 1296, vuol dire che il nostro modello matematico sta funzionando e sta centrando il dato.
Se ci pensate, sono quasi un quarto di quelli che abbiamo avuto di punta nella storia del coronavirus. Ma la cosa più interessante è che ne abbiamo 1192 nella zona non critica e 104 in quella critica. Considerate che qui ci sono anche i negativizzati. I reparti non Covid vanno avanti, i morti ve li ho detti prima, 13.762 e 7,26. Considerazioni. Guardate, avrei da tirare fuori, ma non voglio andare oltre, mi rendo conto che si rischia di essere noiosi, poi vediamo tutti i dati. Avete questa e qui avete tutti i dati voce per voce. Allora, considerazioni. È stata un'esperienza tragica. Lo è stata per tutti noi veneti, lo è stata, permettetemi di dire, in particolar modo per chi l'ha vissuta in prima linea. Penso agli operatori, penso a tutti coloro che si sono occupati dei pazienti, ma me lo dico da solo anche a chi ha le responsabilità. Perché tu sai che hai un bravo anestesista, hai un bravo intensivista, hai team eccezionali, ma hanno bisogno di organizzazione, di attrezzature, di visione. Quella visione ad esempio che abbiamo avuto andando a comprarci nottetempo le terapie intensive in Svizzera. Lo racconto sempre, la storia del camion che torna indietro per 15 giorni, lo rimbalzano in Svizzera e tenta di ritornare finché è arrivato. È stata una tragedia che mai un amministratore vorrebbe vedere. Cioè tu non ti candidi per gestire una cosa del genere. Io ho visto l'alluvione del 2010, 10.040 famiglie e imprese alluvionate, ho visto il terremoto nel Polesine, ho visto l'Acqua Granda, ho visto Vaia, ho visto la tromba d'aria nella riviera del Brenta che ha raso al suolo una villa addirittura veneta, ma mai avrei pensato di vedere i miei veneti morire a causa di un nemico difficilmente misurabile, perché la forza del vento la misuri, la forza dell'acqua la misuri, il terremoto, cioè qui stiamo parlando di un virus. Sembra la sceneggiatura di un film di fantascienza. Probabilmente è come quando mio nonno mi raccontava della guerra. Quando tu vivi la guerra non percepisci la guerra, te ne rendi conto dopo di che sei stato in guerra. Perché questa è una tragedia che segnerà le nostre personalità, le nostre anime per sempre. Abbiamo scoperto di avere un popolo eccezionale che sono i veneti, abbiamo scoperto la solidarietà, abbiamo scoperto la compassione, abbiamo scoperto lo spirito di comunità, abbiamo scoperto anche qualche rompiballe ogni tanto, però di vero c'è che c'è stata voglia di fare. Non possiamo dimenticare che abbiamo quasi 14.000 persone che hanno perso la vita. Ma questo non è un bilancio positivo. Cioè io oggi vi porto i numeri di un bilancio che non è per niente positivo, perché dovrei aver visto scritto 0 per dire positivo. Cioè qui il virus è passato e ha lasciato. Siamo l'8ª regione d'Italia per mortalità su abitante. Poi non vorrei che ci fosse sempre il solito premio Nobel della matematica che mi dice che non gli tornano i numeri. Bisogna insegnargli a fare le proporzioni, ma penso che se prendono un libro di matematica, dopo i primi 3 capitoli le spiegano le proporzioni. Siamo l'8ª regione d'Italia e quella che ha avuto meno morti tra le più colpite. Un virus che ha avuto comportamenti inspiegabili, questo io ci tengo sempre a dirlo. C'è un virus che è entrato a Venezia e ne è uscito senza fare i danni che poteva fare in una città dove l'età media è alta, dove c'era assembramento, eravamo in pieno ricordo, e da altre parti invece ci è andato e ha lasciato il segno in maniera pesante. Pensate il veronese piuttosto che il trevigiano, quando ci siamo addirittura beccati i cluster ospedalieri. È stata un'esperienza che purtroppo ci ha fatto assistere anche a un dibattito che non avremmo mai avuto
a livello nazionale in particolar modo rispetto al mondo scientifico che è tutto al contrario di tutto. Guardate, io mi chiedo per quale motivo davanti a un'epidemia il primo giorno non si sia detto ai cittadini che la via di misura maestra per prevenire l'infezione è usare una mascherina. Visto che sono tutti bravi a ciaccolare, chiedeteglielo a chiunque, perché l'indicazione massima che ci siamo sentiti dire, OMS, è stata quella, e tutti zitti, gli scienziati a fianco, tutti zitti, è stata quella di dire la mascherina la deve portare il sintomatico. Questo c'era scritto nelle indicazioni. Se tornassimo a riavvolgere il nastro, dovremmo dire ai cittadini: state chiusi in casa finché non riusciamo a recuperarvi una mascherina, se non ci sono mascherine. E neanche posso tollerare che ci sia qualcuno che dice che avevamo i magazzini vuoti. Ma quali vuoti? L'azienda ospedaliera di Padova prima del Covid consumava 950 camici al mese, con il Covid ne consuma 4500 al giorno. Che magazzini volete, che programma potevamo fare? Quindi non ci sentiamo proprio la colpa della mancanza dei dispositivi. Però è stata una tragedia che abbiamo vissuto a 360 gradi. Mi spiace per le polemiche che sono nate, perché ci sono state anche le polemiche. E come ho detto anche oggi in un'intervista, spero che tutto il materiale che abbiamo mandato alle procure venga utilizzato per far chiarezza su qualsiasi quesito che viene posto. Dall'altro devo dire che davanti a un'esperienza come questa la sanità e il piano di sanità pubblica deve cambiare radicalmente. Questo Paese ha l'obbligo morale, adesso noi daremo vita a 66, quante sono col PNRR? 30 ospedali di comunità? 30 ospedali di comunità e 99 case di comunità. Noi adesso con i fondi PNRR avremo un rafforzamento del territorio con 99 case della comunità, sono case dei medici di base per capirci, e 30 ospedali di comunità, quindi territorio. Però a livello nazionale dobbiamo prendere atto, uno, che il DM70, che tradotto in soldoni è il decreto ministeriale che stabilisce il numero di posti letto per abitanti, va cambiato. Abbiamo capito che dobbiamo lasciare lo spazio di avere più posti letto per abitante, che bisogna investire nei professionisti, nelle assunzioni e negli stipendi per essere attrattivi, meritocratici e professionalizzanti, che la sanità deve cambiare da una sanità analogica, che è quella ormai della clava. Non è che questa è la sanità della clava, dico analogico per dire che della nostra visione che abbiamo. Quando io dicevo ai veneti, quando facevamo il piano di sanità pubblica nel 2013, ho detto: guardate che l'ospedale del futuro è un ospedale senza letti, per dire guardate che la cura avrà un'evoluzione paurosa, ha una sanità sempre più digitale e fortemente orientata sulle intelligenze artificiali. Il che non vuol dire che non avrà i professionisti. I medici sono la parte, diciamo, umana imprescindibile per la cura del paziente, perché non possiamo pensare che il paziente sia curato da un computer, ma sappiamo che le nuove tecnologie all'avanguardia ci permetteranno di curare meglio i pazienti, ad assistere i medici. Faccio un esempio banale: sarà una sanità del futuro, io dirò robe che faranno sorridere, ma accadranno tutte. Sarà la sanità del futuro dove i droni sostituiranno le ambulanze, dove arriveranno i farmaci a domicilio. Sarà una sanità del futuro dove comunque la telemedicina sarà sempre più aggressiva. Sarà una sanità del futuro dove il paziente già da sé, con il device che ha in mano, che si chiama smartphone, avrà già la lettura di molti parametri biologici e che quindi si interfaccerà col suo medico e che quindi deciderà magari online da farsi, se predisporre una visita o già partire con delle terapie. Sarà una sanità per cui dove si farà molta più prevenzione, ma soprattutto territorio. Ma sarà anche una sanità iperspecialistica. Questo lo dobbiamo dire ai cittadini.
L'ospedale generalista vicino a casa non si può più pensare che sia il futuro. Tu devi protestare perché chi ti fa l'ernia inguinale o l'appendicite deve essere il numero uno, e deve essere uno che quando gli parli ti dice io sono quello che ne fa di più al mondo e usa le tecniche più innovative. Non pensare che ancora sia la banalizzazione di dire tanto l'appendicite la fanno anche gli studenti. Non funziona così. Quando nel 2012 io ho voluto con forza, e me ne approprio di questo, le Breast Unit in Veneto, ci fu una piccola rivoluzione, cioè imporre che si creassero, oggi è una realtà, le Breast Unit, cioè le unità senologiche, ovvero team operatori che facciano solo tumori del seno, perché le linee guida ci dicono che un operatore deve fare almeno 150 interventi chirurgici all'anno per avere manualità, per avere visione del campo operatorio sempre più specialistica, per avere esperienza di visione di campi operatori magari anche alternativi. E poi la Breast Unit perché operiamo il cancro al seno, ne avviamo le cure e anche la ricostruzione. Ma se pensiamo che l'ospedale generalista debba fare appendicite, cancro al seno, ernia inguinale e calcoli al fegato e cistifele, non funziona così. Io so che si arrabbierà più di qualcuno, soprattutto tra i professionisti, ma se pensiamo che la sanità del futuro non sia iperspecializzazione, finiremo sotto le forche caudine, sapete di chi? Dei pazienti. Perché come si sceglie il ristorante in TripAdvisor? Si andrà a recensire anche il medico. Guardate che non è fantasia sta roba qua. E noi dobbiamo essere forti nei territori, garantire l'emergenza urgenza nell'ultimo miglio a livello di altissima qualità. E poi gli hub che si occuperanno delle singole patologie. Ma del resto, se non ci nascondiamo dietro un dito, quando si ha qualcosa di importante da curare, qual è la prima domanda che ci facciamo? Dove sei il più bravo? O quantomeno il centro più accreditato? È inutile che facciamo finta di non sapere queste robe. E io penso che questa sanità, da questa esperienza deve trarne degli insegnamenti. Noi siamo stati fortunati, abbiamo una sanità che ha risposto bene, all'avanguardia, però pensiamo che se dobbiamo prepararci e il mondo ci dice che comunque questi ritorni di infezioni ci potranno essere ancora, ovviamente noi speriamo non a questi livelli, dobbiamo essere molto più performanti. È imprescindibile il livello territoriale, quindi il rapporto con i medici di base, il rapporto nei territori, facendo in modo che i cittadini abbiano subito un riferimento. E nuove tecnologie poi ci aiuteranno. Ovvio che se pensiamo a un anziano non possiamo pensare di fargli fare lo smart working o di fargli fare le videochiamate con il medico, ma pensate che gli adulti, cioè si calcola che già fino al sessantenne comunque il livello di familiarità, no? Di confidenza rispetto ai nuovi mezzi di comunicazione sia assolutamente di buon livello. Da qui ai 10-15 prossimi anni finirà che noi vivremo con questi mezzi e quindi la sanità verrà lambita da questa trasformazione e secondo me aiuterà meglio anche i territori. Basta, dico questo, ringrazio tutti, spero che, perché poi i cittadini mi chiedono, ma se è finita? Io penso che noi siamo entrati nella fase 3, convivenza piena. Penso che il virus, ve lo dicevo anche dagli articoli letti sulla stampa straniera, il fatto che entri anche nelle popolazioni di animali si stia proprio endemizzando, la famosa fase endemica. Dobbiamo riconoscere la validità delle vaccinazioni. Io so che a qualcuno viene sempre l'orticaria quando diciamo queste robe, ma se non fossimo in quasi il 90% di veneti vaccinati, oggi non staremmo qui a parlare con questi toni e non avremo questi dati. Deve essere chiaro per tutti. Allora io penso che è avviata la convivenza quella vera, dobbiamo ancora avere la cura di portare la mascherina quando magari non sarà previsto per legge ma di buon senso, ad esempio negli ambienti chiusi, cioè uno va al cinema se si mette anche la mascherina non è che lo buttano fuori dal cinema, cioè è un fatto anche di correttezza. Forse impareremo anche a tutelare gli altri dalle nostre infezioni, no?
Se abbiamo il raffreddore magari ci mettiamo la mascherina, così evitiamo di mandare il raffreddore magari a tutti i colleghi di lavoro, come accadeva normalmente prima. E penso che tutto questo comunque sia fonte di crescita. Noi non siamo più quelli di prima. Noi non siamo più quelli di prima. Ognuno di noi nel proprio intimo non è più quello di prima. Non lo è per le privazioni, non lo è per i sacrifici, non lo è per le persone care che ha perso. Un pensiero va alle persone che hanno perso la vita, ma anche i loro familiari, che hanno vissuto autentiche tragedie. Io non posso tollerare che qualcuno banalizzi questo virus, quando so che soprattutto nella prima fase sono tutti morti da soli. Si devono vergognare quelli che banalizzano questo virus. Nella prima fase, io mi ricordo che con Thomas Miao di Huawei forse mi ha dato quanto? Forse una cinquantina di iPad che ha donato, come altre realtà, poi per carità, poi c'è sempre perché hai citato lui e non me, ma mi ricordo che portavamo nelle terapie intensive gli iPad per le videochiamate. Noi abbiamo avuto i morti della prima fase che sono morti da soli. E anche qui sulle restrizioni finitela di protestare, perché sappiamo benissimo che è un sacrificio, adesso le abbiamo tolte tutte, ma se entrava il virus in ospedale ci trovava un substrato che era quello ideale per il virus, persone fragili, ammalate. E se abbiamo chiuso qualche ospedale, anzi 12 ospedali, non solo Schiavonia, li abbiamo chiusi perché bisognava fare così. Non è che si chiudono per incuria o per mancanza di sensibilità. Guardate che abbiamo vissuto una tragedia. È come andare a protestare in guerra del fatto che ti chiedono, perché tu non vuoi entrare nel rifugio antiatomico, e prenditi le bombe in testa. Quindi io chiudo con un grazie e spero che questi punti stampa ne faremo sempre di meno, ma no, perché io ho il piacere di vedervi, ma magari parliamo anche di altro. I veneti mi dicono ma adesso parliamo di altro. Bene, parleremo di una primavera che sarà sicuramente con il virus in discesa, di riaperture e di ritorno alla normalità. La velocità per tornare alla normalità dipende da noi. Allora io avevo coniato uno slogan, se vi ricordate, con il lockdown, e il mio slogan era: se vuoi uscire di casa resta a casa, che sembrava un controsenso, no? Adesso dico, se vogliamo uscirne dal virus bisogna continuare a pensare che ci sia il virus, che è quasi un controsenso perché effettivamente ormai si sta dileguando, ma un po' di attenzione, micro attenzione a testa fa un grande lavoro di squadra. Avete domande, ragazzi? Anche no? Allora, Tosato, poi magari facciamo una ripresa anche a tutti i giornalisti, no? Cioè, se no pensa che io qualcuno si può anche dire che faccio finta di fare la conferenza. Lei sarebbe capace di tutto, quindi, tanto Tosato, Zambon e Bagarella. Tanto Tosato si diventa famoso grazie a queste conferenze stampa. Tutti mi chiedono di Tosato, fai vedere Tosato. La domanda riguarda l'accenno che lei ha fatto al PNRR, cioè agli investimenti. Ci spiega un po' in concreto. Lei ha detto la sanità deve cambiare, la sanità pubblica deve cambiare profondamente. Ci spiega un attimo cosa significano queste... C'è l'assessore, faccia spiegare. Case di comunità e ospedali di comunità. Esattamente. Perché anche se se ne parla spesso, non tutti sanno che cosa significa. Allora, molto velocemente, la missione 6 del PNRR è quella dedicata alla sanità. La prima parte, che è quella che noi già abbiamo programmato, quindi già abbiamo fatto la pianificazione territoriale, è quella che vede 99 case della comunità, che sono delle strutture fisiche che dovrebbero coprire, sono definite case della comunità hub, come quindi gli ospedali hub e SPOC, dovrebbero quindi coprire un territorio di 50.000 abitanti circa,
e all'interno di queste strutture troveranno posto medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi ambulatoriali di specialistica, punti prelievi e anche, ed è tutto da vedere perché poi la riforma madre sarà il DM71, che è il fratello, la sorella del DM70 che citava il Presidente, per il territorio, che potrebbe prevedere anche punti di sociali, quindi il punto unico di accesso, prestazioni sociali. E noi ne abbiamo, in base alla riforma, al PNRR, finanziate 99. Poi è chiaro che andremo a continuare sul territorio, quindi con altri fondi anche nostri, nel costruire e allargare la rete, che poi ci saranno anche le case di comunità SPOC, che sono quelle più piccoline che hanno un bacino inferiore. Gli ospedali di comunità previsti 30 sono quelli che già conoscete, che è l'intercapedine tra l'ospedale per acuti, prima delle dismissioni, presso il domicilio oppure in strutture protette. E restano i medici di base che i loro ambulatori, cioè non è che sparisce tutto. Sì, nelle case della comunità i medici presteranno alcune ore da concordare con i distretti, poi mantengono anche il proprio ambulatorio con altre ore per servirne. La seconda e ultima domanda è molto più semplice. Lei prima ha accennato alle Olimpiadi, al passaggio di testimone da Pechino a Milano Cortina nel 2026. Nel 2026 chi è che accoglierà gli atleti a nome del Veneto? Potresti essere te? Beh, di certo io no, nel senso che io scado prima e ci sarà un nuovo presidente, cioè a regole invariate resta nuovo presidente. E a me basta la soddisfazione di essermi inventato questa candidatura, di avermi tolto una soddisfazione nei confronti di quei portanera che dicevano che non avrei mai fatto centrato l'obiettivo. E ieri vi dico la verità, me la sono vista in diretta, è stato emozionante pensare. Io ho pensato subito ai veronesi, ho detto guarda, si renderanno conto cosa vuol dire una serata di chiusura. E quando dissi serata di chiusura, quindi adesso io spero che i veneti siano tutti compatti, credano in questa sfida, perché sarà un nuovo rinascimento. E volevo anche ringraziare, ho dimenticato, ma è una dimenticanza anche grave, l'Istituto Zooprofilattico, che è sempre stato a nostro fianco con le sequenziazioni, la dottoressa Ricci, insomma non ne ho citati tanti medici perché se no non finivo più, però lo zooprofilattico è stato assolutamente, anche per tutta la formazione che ha fatto per le sequenziazioni. Anche il coordinamento come prevenzione a livello nazionale. Sì, il coordinamento della dottoressa Russo a livello nazionale per la prevenzione, insomma, adesso ho creato un sacco di incidenti diplomatici, però grazie a tutti, l'ho detto all'inizio, quindi Però sai Filippo, le Olimpiadi io penso che siano veramente, ieri pensa se avessimo avuto la sfortuna di farle durante quel periodo della Cina, col Covid. Abbiamo visto Tokyo cosa ha fatto con le Olimpiadi, abbiamo visto la Cina, noi spero nel 2026 saremo fuori del pieno, abbiamo delle Dolomiti che sono fantastiche, insomma tutti hanno fatto vedere, con tutto il rispetto, lo snowboard cinese con le ciminiere, cioè noi abbiamo robe. A parte il fatto che noi non abbiamo lo snowboard in Veneto, ma ce l'ha la Lombardia, ma noi abbiamo discese, poi vedrete, adesso mi hanno mandato, io voglio incontrare la nazionale di bob giamaicana, ve lo anticipo, io voglio incontrarli perché loro sono la forza, la determinazione, esistono, mi hanno anche mandato la foto da Pechino e li voglio incontrare perché secondo me loro sono quello che io ho in mente, cioè la forza di volontà. Guarda che in Giamaica, che la neve penso che sia rara, esiste la nazionale, fra l'altro fu anche oggetto di uno spot anni fa della Fiat. Però insomma vedrete il nuovo impianto di bob, ieri avete visto per un frame il trampolino, diventerà la Medal Plaza, quindi dove andremo a fare tutte le premiazioni, si creerà un anfiteatro naturale, quindi poi a Cortina potranno farci concerti, rappresentazioni, tutto all'aperto e verrà restaurato tutto il trampolino, il villaggio olimpico, insomma io le vedo già ste robe perché magari ne parlo tutti i giorni, ma è molto bello. Prego. In ordine di prenotazione Zambon.
Buongiorno, velocissima. C'era Zanon ieri che suonava, avete visto? No? Abbiamo visto. Ritorno al tema della sanità del futuro, che non potrà essere uguale a quella che avevamo prima. È stata una fonte di un acceleratore, un booster evidentemente. Gli ospedali di comunità erano già previsti, erano rimasti un po' indietro, arriva il PNRR e ci dà la possibilità intanto di velocizzare quell'aspetto lì, quell'anello mancante. Lei ha citato molto il territorio per quanto riguarda la nuova sanità e credo che le USCA abbiano dimostrato come i medici si possano parlare un po' più facilmente con i distretti attraverso queste figure nomadi che sono diventate un po' uno dei simboli della pandemia, che vuol dire un legame diverso e un dialogo diverso fra i vari pezzi di sanità con un potenziamento di quello territoriale. Io credo che nessuno abbia dei dubbi sulla bontà di questa nuova via, inclusa tutta la parte digitale che ormai è dietro l'angolo, e su questa invece la Regione aveva già investito in tempi non sospetti. Mi pare che adesso sia più veloce. Tutta questa lunga premessa per dire, però, al netto dei soldi del PNRR, questa nuova versione della sanità potrebbe, immagino, costare di più. Da che fondi si spreme? Allora qui volevo fare un salto un po' acrobatico. Sono tipo deciso di scrivere un trampolino. libro oggi, No, domanda. finisco. Avete presentato l'altro giorno col Presidente Bonaccini quei 4 punti dell'autonomia, quindi mi ricollego all'autonomia. Non sappiamo bene come andrà, sembra velocizzarsi pure quella, pare, però c'è anche tutto quel tema autostradale. Da lì potrebbe arrivare un percorso virtuoso di finanziamenti anche per i servizi. L'autonomia è responsabilità e virtuosità. E questo dovrebbe comunque aumentare le nostre opportunità dal punto di vista finanziario, ma al di là di questo paese deve scegliere come missione strategica quella sanitaria. Abbiamo capito che sulla salute si gioca l'economia e il futuro di un paese, se vogliamo guardare in maniera dura e cruda. Se vogliamo vedere dal punto di vista umano, sulla salute si fonda l'aspettativa di vita di chi viene infettato. Quindi l'Italia decida che la strategia è assolutamente rappresentata dal iniettare risorse nella sanità. Poi sai, noi venivamo da una sanità, il Veneto ha avuto la fortuna di aver fatto gli investimenti, però senza trovare colpe in altre regioni, comunque venivamo da una sanità che paziente, erogavi il servizio più o meno bene, lista d'attesa più o meno bene, cioè il virus ci ha fatto capire che il mondo non funziona così, quindi non possiamo sbagliare, cioè bisogna solo migliorare adesso. La mia domanda era: i fondi per tutto questo lei se li aspetta, immagino, sul piano nazionale, col PNRR anche internazionale, ma forse anche un po' improprio? No, ma io ho capito la domanda, ti ho detto che con l'autonomia si possono fare un sacco di robe. Ad esempio, se facessimo la holding autostradale veneta, probabilmente gran parte di quegli utili potremmo dedicarli anche al sociale e non solo a fare asfalti, che non ce ne servono più di tanti ormai, se non quelli di rattoppo. Prego. Proseguiamo, è prenotata Maria Vittoria Bagarella. Eccoci, allora buongiorno, ripercorsi questi 2 anni di pandemia, allora le chiedo però per lei, a partire da quella famosa chiamata che diede notizia 2 anni fa, il 21 febbraio 2020, della morte di Adriano Trevisan, qual è stato per lei il momento più drammatico? Se c'è stata una giornata, un'immagine in particolare che le ha fatto pensare qui rischia veramente di saltare tutto? E poi aggiungo già subito la seconda domanda, tornando indietro, se potesse tornare indietro, c'è qualcosa che cambierebbe, qualche decisione, qualche scelta che prenderebbe o non prenderebbe? Ma guarda, io ti dico, se tornassi indietro non mi fiderei più delle autorità internazionali, prenderei i migliori del Veneto, li caricherei, gli chiederei di andare in aereo a Wuhan o dove possono arrivare e andare a vedere De Visu come ci si comporta, perché noi comunque, a noi hanno venduto la vicenda Wuhan che sembrava una roba circoscritta, poi è stata anche molto, ad un certo punto è stata oggetto di meme, di tutta una serie di filmati che non sapevamo se erano fake, se erano veri, sta gente caricata di forza nelle ambulanze e poi dicevano che erano tutte monate e invenzioni. Quindi farei molto di più improprio, per noi fino al 30 di gennaio ci siamo affidati alle autorità internazionali. Sentite, davanti a sta roba qua, se sono l'OMS, domanda che mi faccio,
con una plancia di comando che è diversa da quella umile di un governatore o di un ministro della salute. Posso farmi un'idea un po' più solida oppure no? Cioè, se sono un'autorità internazionale, sto vedendo cosa sta accadendo in Cina, posso, al di là di qualche comunicato di dire state attenti, dichiariamo, posso dire comprate mascherine, chiunque di voi domani mattina, se dovesse fare il consulente a un paese che si ritrova davanti a una tragedia come questa, sarebbe in grado di dare le indicazioni di base. Mi sbaglio? Allora, quali sono stati i peggiori momenti? L'inizio aveva mani nude. Molte delle persone che sono morte all'inizio, io penso che se si fossero ammalate in questi mesi o se avessero avuto il vaccino sarebbero vive. Questo dobbiamo dire. Cioè, noi all'inizio avevamo un antivirale generico, all'inizio è una malattia, la prima scoperta tragica che ricorderò sempre è che io ho scoperto, ma l'abbiamo scoperto tutti, che la terapia intensiva era la condizione sine qua non per salvare le vite. Cioè, io non avrei mai pensato che il paziente Covid, vi dico la verità, ma penso che molti medici all'inizio non lo pensassero, se non per pochi casi, fosse un paziente che comunque si sarebbe talmente legato alla struttura delle terapie intensive in maniera così viscerale. Cioè, tu puoi pensare che uno muoia di polmonite, che muoia di complicazioni respiratorie, ma non al punto tale che la discriminante è diventata subito la terapia intensiva. Noi ne avevamo 364 di base e abbiamo capito subito che se le dovevamo dedicare ai pazienti Covid dovevamo comunque ridurre l'attività ospedaliera, è quello che abbiamo fatto, e poi di aumentare subito. Guardate che il Veneto, lo potete scrivere, e che si arrabbiano pure tutti, in magazzino a 100 respiratori nuovi imballati, perché io ho voluto che oltre i 1100 posti che comunque abbiamo attivabili nelle 48 ore come previsto, Rosi ve l'ha detto 1 milione di volte ed è vergognoso che per 1 milione di volte qualcuno faccia finta di non capire, io ne ho voluti altri 100 lì in magazzino. Ho detto non si sa mai. Ricordo che c'è stato un momento che andavamo a cercarli dai veterinari i respiratori, non vi dico insulti degli animalisti, che io ho il massimo rispetto per gli animali, ma c'è stato un momento nel quale abbiamo dovuto anche cominciare a ragionare su queste robe. E l'altro momento tragico è stato sicuramente il dicembre 2020. Lì noi avevamo coccolato tutti l'idea che l'estate ci avrebbe ripulito dal virus. Arriva ottobre e cominci a vedere 2020, cominci a vedere la curva che si muove. Le scuole gli hanno dato il colpo di grazia e poi è arrivato giù il diluvio. Virus inspiegabile, cioè colpisce prima una regione e grazie all'altra. Pensate, noi alla fine la prima fase l'abbiamo passata, nonostante i 2500 morti a giugno, comunque siamo riusciti a gestirla. Cioè, i nostri dirimpettai in Lombardia portavano via i morti con i camion dell'esercito. E secondo me è troppo banale dire ma lì la sanità non funziona. Cioè, guardate, da noi in Veneto ci sono delle comunità che sono state letteralmente massacrate dal virus, altre no. Se qualcuno riesce a spiegarmi perché, oggi si inventa una storia del pro-vax, no-vax, la verità è che quando non c'erano i vaccini succedevano queste robe. Quindi queste sono state due fasi, la fase iniziale dove tutti avevano paura di morire e la seconda fase dove oggettivamente il virus ha colpito di più alcune comunità. Se mi concedono i colleghi, l'ultima velocissima, lei ha detto non siamo più quelli di prima, no? E dopo questi 2 anni. Come siamo allora secondo lei e anche com'è Zaia di oggi rispetto a 2 anni fa? Ma guarda, io spero che, come accade sempre per l'indole umana, spero che ne usciamo migliori come persone, magari più umane, più rispettose della sofferenza, più attente alle libertà altrui e magari anche con dei valori, l'ho anche scritto nel mio libro, cioè anche magari con una scala valoriale che cambierà, che è cambiata. Pensate solo a una stretta di mano, che valore davamo prima del Covid a una stretta di mano e che valore daremo oggi a una stretta di mano? Tanto oggi ci chiediamo, possiamo darla la stretta di mano? Mi aprirà la mano il mio interlocutore o mi darà il pugno o un pezzo di braccio?
E poi il concetto di libertà, cioè abbiamo capito che cosa significhi perdere la libertà a causa di una malattia o di un virus. Quindi io spero che ne siamo usciti migliori, poi ci sarà qualcuno che è peggiorato, lo si vede dalle dichiarazioni, ma quello fa parte della logica dei grandi numeri, c'è sempre qualcuno che è peggiore, come i vini, no? Tu vai in una cantina dove fanno le stagionature dei vini, c'è qualche bottiglia che sta di tappo, noi abbiamo qualcuno che sta di tappo in giro. Proseguiamo con Morena Trolese. Trolese? Trolese. Problema. Ben ritrovato. Io le chiedo, prima ha detto che è stato peggio che gestire una catastrofe naturale, no? Pensiamo all'alluvione piuttosto che alla tromba d'aria sulla riviera del Brenta, alla luce di quanto è successo, di quanto si è ritrovato a fare, che testimone lascia al suo successore da amministratore futuro del Veneto? Ciao, guarda, qua c'ho la guida in ferro che sto tenendo in mano. Con quali strumenti adesso? No, guarda, noi amministratori abbiamo l'obbligo di non avvelenare i pozzi, questo è un obbligo umano e etico. E quindi io e l'assessore che lavoriamo quotidianamente assieme e tutta la squadra, in particolar modo per la sanità, è quello di migliorare sempre di più in maniera tale che la sanità cresca sempre di più. Mi auguro che in futuro continui a crescere. Dopodiché sinceramente non è che sto pensando al mio successore, ho ancora poco meno di 4 anni, cioè, vabbè che non vedete l'ora che me ne vada, però. No, assolutamente. Allora l'hai detto sottovoce però. No. Ha anche spento il microfono adesso. Sto facendo un casino incredibile, eccoci. E su tutto un ricordo però personale, proprio un'immagine personale di Luca Zaia legata a questi 2 anni. Ma guarda, c'è l'insonnia sicuramente, cioè nel senso che a me il Covid mi ha peggiorato un disturbo che avevo. Per stanotte ho dormito 3 ore e sono poche. Perché poi ti svegli e c'è come un on-off, no? Come un interruttore, poi ti svegli e sei in funzione, cioè non è un diesel, cioè io sono come un motore a benzina, sempre in funzione. Finito? Sì, allora adesso abbiamo altre 3 prenotazioni, Buoso, poi Moscati e Lanza. Lanza, no Lanza. Sì. Allora, fatto spiritoso per niente. Volevo chiedere, io mi ricordo che durante già alcune riflessioni, alcuni incontri nel bel mezzo della pandemia, lei diceva che anche non solo la questione sanità era una delle possibili conseguenze di questa pandemia, ma anche bisogna ripensare anche a un piano, anche allo sviluppo e anche agli settori strategici per la regione, proprio i settori produttivi. In particolare diceva che per esempio si poteva pensare a uno sviluppo di un settore biomedicale vedendolo come più strategico di altre industrie tipo industrie pesanti, industria bellica. Sì, è vero. Volevo capire se state facendo anche una riflessione di questo tipo, approfittando del PNRR e comunque come piani Lo stiamo facendo partendo intanto dal Comitato Tecnico Scientifico di Veneto Sviluppo, già i primi progetti presentati per il settore biomedicale e farmaceutico, pensando che comunque il tema del Covid è un tema che ci permetterà, grazie ai fondi del PNRR, di investire e dall'altro anche di differenziare, cioè questa è una comunità che ha 600.000 partite IVA, è una comunità da 180 miliardi di PIL dall'anno e può mettere radici sicuramente un comparto biomedicale e comunque della farmaceutica di alto livello. Non è un caso, ad esempio, che l'Università di Padova stia portando avanti un progetto sull'RNA messaggero e quindi su tutto quello che è questa nuova tecnologia di cura che verrà poi estesa, anzi che nasce per la cura del cancro e verrà estesa a molti tumori. Per ora ad esempio è già autorizzata per il melanoma, tanto per citarne uno. Quindi penso che ci sarà un grande futuro rispetto a questo in Veneto.
Finito, allora tocca a Moscati. Sì, grazie Presidente. Buongiorno. Nel grande excursus che ha fatto manca una piccola cosa, cioè quello che siamo cambiati è stato soprattutto nel modo di lavorare con lo smart working oppure nella digitalizzazione, cioè ci sono state eserciti di persone non abituate che sono state catapultate in un mondo completamente diverso. E lì era o così o pomì, insomma, cioè nel senso che oltre a essere un'ancora di salvezza diventava anche una questione di vita o di morte, cioè o si, come lei giustamente ha detto, o ci si adattava o non si sopravviveva per certi versi. Una battuta ecco sullo smart working, perché ha creato ovviamente molto disagio nell'indotto ed è anche vero che qualche azienda ne ha un po' approfittato, perché in fondo ha scoperto che costava meno, insomma, tenere le persone a casa che portarle al lavoro per certi versi, o per certi versi il contrario. Una piccola battuta anche sullo smart working. Guarda, sempre The New York Times 2 giorni fa scrive una roba interessante rispetto a questo. C'era la grande preoccupazione di manager americani rispetto al ritorno al lavoro in azienda. Cioè oggi si è creato lo smart working, lo si è creato in maniera, come si può dire, tempestiva, poco naturale come percorso, perché il virus ce l'ha imposto, ce l'ha ammazzato, ha detto basta, chiuso, 11 marzo, si chiude tutto, lavorate da casa, e dall'altro però anche lì cambia il modello di vita, ad esempio, delle persone. Quindi appunto in questo articolo c'è scritto molte persone hanno ritrosia a ritornare alla presenza fisica quando possono comunque lavorare da casa. Questo è un primo aspetto. L'altro aspetto è ovviamente quello dell'accesso alle nuove tecnologie, al tema della banda larga e a tutta una serie di infrastrutturazione che noi obiettivamente ancora non abbiamo. Tutto qua. Grazie. Prego. Tocca a Mirko Cavallin, chiedo scusa, lo avevo scambiato per Lanza. Prego. Buongiorno Presidente, in questi 2 anni il rapporto regioni-governo, o meglio governi al plurale, nella gestione della pandemia, come lo valuta? Ma guarda, intanto per me è sempre stata una no-fly zone. Non avete mai trovato una polemica mia contro il governo perché la trovo assurda. Cioè, assurda nel mio ruolo, nel nostro ruolo, cioè ci può essere stato un dibattito magari sulla scelta di un parametro, ma noi abbiamo sempre avuto un rapporto assolutamente rispettoso, perché al di là della nostra porta, della sala riunioni, c'è un popolo che soffre, che muore, per cui non... Guarda, io non do pagelle a nessuno, cioè, penso che il Conte 1 si è ritrovato a chiudere l'Italia, cioè, che non mi par tanto... il Conte 2, scusate, il Conte 2, sì, scusatemi, non mi sembra una passeggiata. Io ricordo le riunioni di notte fino alle 3 del mattino, poi quelle del lockdown. Alcune decisioni sono state pesanti, come moltissime decisioni sono state pesanti nei decreti che ho firmato. Vi ricordate le famose ordinanze? Cioè i 200 metri da casa, se io oggi ci penso, ho detto, ma io devo essere veramente andato via giù di testa. Cioè ho firmato un'ordinanza inventata qui di bloccare il passeggio oltre i 200 metri. E dopo non vi parlo di tutti quelli che avevano il cane da portare a fare la pipì. Cioè uno ha detto, ma quanti cani sono in giro? Ho tutti i podisti, c'erano tutti che faceva jogging. Cioè, ho scoperto che siamo un popolo di gente che va a correre a piedi. Ovviamente scomparsi tutti dopo, no? Ma vi ricordate quando ho aperto i cimiteri alle visite? Che disastro di casino ne è uscito? Cioè, avevamo i familiari che da mesi non andavano più al cimitero. La prima gelateria da passeggio. Sembrava di aver commesso un reato, fui anche richiamato a livello nazionale. Qui in Veneto si sono sperimentate, che so, il cibo da sport è stato sperimentato qui, entrare in pizzeria e comprare la pizza e portarsela a casa. Oggi ci sono delle cretinate, ma erano delle conquiste, che era una roba unica allora. L'apertura degli ombrelloni nel fine maggio 2020 è stata una roba, cioè sembrava c'è un rinascimento, quindi è stata veramente dura, però sempre collaborazione.
Infatti Veneto ha sempre portato a casa l'obiettivo poi. Alda Vanzani. Presidente, buongiorno. Buongiorno. È di questi minuti la notizia che in Commissione Affari Sociali la maggioranza si è spaccata. La Lega ha chiesto di eliminare l'obbligo del Green Pass a partire dal 31 marzo. Ricordiamo che in Gran Bretagna stanno celebrando la giornata dell'orgoglio perché hanno detto basta restrizioni, e anche alcuni esperti, alcuni virologi hanno detto, dando una motivazione più scientifica, e cioè adesso siamo o tutti protetti perché siamo vaccinati o comunque malati, quindi di fatto abbiamo degli anticorpi, converrebbe togliere adesso le restrizioni, perché se poi si ripresentasse il virus fra qualche mese la nostra difesa immunitaria calerebbe. Io volevo capire qual è la sua posizione in merito alle restrizioni e Green Pass. Ma guarda, rispetto alla decisione della Commissione non ne so nulla, non ne so neanche il dibattito. Dico che questa è una decisione che per quanto ci riguarda deve essere vagliata a livello nazionale, quindi saranno poi i confronti a livello nazionale. Non ce lo siamo inventati noi Green Pass, per cui mi fermo lì, evito di commentare una notizia della quale non so neanche la genesi. Però comunque la genesi del Green Pass è nazionale, la decisione se toglierlo è nazionale, noi abbiamo già il 90% di vaccinati, è ovvio che, come si può dire, ha la doppia sfaccettatura, no? Al rovescio della medaglia, da un lato sicuramente un bel segnale, dall'altro c'è il tema di tutti i vaccinati che faranno le loro considerazioni, però si tratta di vedere qual è la valutazione scientifica a livello nazionale poi, no? I conti non ce li abbiamo in mano noi rispetto a questo, quindi guardiamo e attendiamo. Altro? Ecco, adesso tocca a Lanza davvero. Lanza. Eccomi qua. Presidente, lei ha fatto degli Lanza accenni. è tutto attaccato, no? Alessandro Lanza, sì. No, non Lanza. Ha fatto degli accenni impliciti prima un po' alla manifestazione di sabato Covid Schiavonia. Magari vuole commentare in maniera più esplicita quello che è successo? Perdonami, tu per chi scrivi, scusami? Prima Venezia. Assolutamente no, ma non per maleducazione, perché ne ha già parlato il dottor Flor. Guarda, come si può dire, qual è l'amministratore che gode nel chiudere un ospedale? Un incapace? Un irresponsabile può essere, no? Un lazzarone, un poco di buono. Noi abbiamo chiuso 12 ospedali perché abbiamo 14.000 morti. Protesta a Schiavonia, poteva protestare a Sant'Orso, poteva protestare a Jesolo, Vittorio Veneto ha avuto delle chiusure da paura, molti altri ospedali, Villafranca. Capisco, io bonifico, come si può dire, do la bonifica a tutto quello che si dice, che si scrive, però non posso accettare che si faccia passare l'idea che gli irresponsabili chiudono degli ospedali così evito di dirti la parola. Fra l'altro sono tutti su base di scelte dei tecnici, quindi non è che vado io a dire chiudi qua, chiudi là. Basterebbe aver letto le carte e capire la genesi delle carte per capire che non sono scelte personali o discrezionali. Dirò che Schiavonia ha esordito con le proteste il primo giorno della prima chiusura del 2020 e ha chiuso le proteste alla fine. Però ho visto anche che la piega dell'ultima manifestazione ha preso una piega che non mi sembrava tanto del popolo, tanto vero ho visto amministratori andare via, però un po' di serenità, non saranno più queste manifestazioni adesso. Tra l'altro in ospedale Flor mi diceva che avevano già concordato l'apertura e tutto, mi chiedo come andare a protestare perché ti aprono la strada sapendo che il giorno dopo c'è l'inaugurazione. O come ha fatto qualcuno andare a protestare perché per l'inchiesta del Mose sapendo già che c'erano gli avvisi di garanzia in canna. Giacomuzzo. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Si sta tornando alla normalità, il virus ormai è endemico, ma concretamente il piano di recupero delle visite, che tempi prevede e quando effettivamente abbiamo riaperto. Sarà libera a tutti? Il piano delle visite, noi c'è gli ospedali con il Green Pass o il Green Pass base ci vai oppure con il tampone.
Case di riposo sono un po' più, diciamo, attenti, ma comunque si va, anche viste le infezioni che sono assolutamente, anche quelle che ci sono governabili. Diciamo che lo scenario è cambiato. Adesso si è ripreso col tema delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, insomma si va avanti bene, con tutte le difficoltà che abbiamo vissuto. Chiedevo se aveva già una previsione di dei tempi per il recupero delle prestazioni. Sono 270.000 praticamente. Sono tra le visite e gli interventi, poi arriviamo a 300.000 più o meno, quindi tra visite specialistiche e interventi. Cioè, i mezzi che noi possiamo utilizzare sono stati prorogati fino al 31/12/2022, quindi le norme nazionali. È chiaro che noi daremo l'accelerata nei prossimi mesi cercando di recuperare il più possibile. È chiaro che anche qui il problema personale non è un problema secondario, perché poi il problema della carenza del personale non è un problema secondario. Sì, vorrei ricordare che ricorreremo come al solito anche alla sanità privata, però rispettando le idee di tutti, vi chiedo solo una cortesia di evidenziare che siamo la regione tra le più basse, se non con la più bassa percentuale di sanità privata, perché veniamo descritti che sembra che abbiamo il Far West nella gestione della sanità. Noi, per scelta nostra, perché dal 2010 siamo al 12%, una roba del genere, sono regioni che hanno 4 volte la nostra sanità privata. Non ci lamentiamo dei privati, sono parte integrante dell'offerta sanitaria, peraltro noi non abbiamo grossi gruppi quotati, robe, abbiamo rapporti con delle opere religiose, fra l'altro con ospedali che sono più vecchi della sanità del Veneto in alcuni casi, per cui non. Sul recupero liste d'attesa c'è anche indicazione nazionale con finanziamento, qualora sia necessario ricorrere anche ai privati accreditati, quindi non è che ci inventiamo nulla noi. Altro? Io vi ringrazio veramente di cuore, ragazzi, grazie per lo strepitoso lavoro che avete fatto e per vostro tramite vi chiedo anche di ringraziare i direttori che mi hanno sempre dato la disponibilità di avervi qui, che non è cosa, è un lusso al giorno d'oggi, no? E quindi grazie ancora e ci vediamo al prossimo giro senza virus. Domani siamo al VIM a Padova, vi aspettiamo, facciamo una visita al VIM di Padova, i padovani sono pronti, ma non solo, e poi avrò in settimana, sono 2 giorni a Roma per le partite nazionali, nel senso per partite, dove pensavo a vedere partite, sono partite, no, insomma, per le pratiche nostre che abbiamo a livello nazionale, e poi siamo sempre in pista, insomma, anche venerdì siamo qui. Grazie mille, buon lavoro.